strategia di lungo termine che quindi comprende un po' una visione di dove il Veneto vuole andare tra 10 anni. Naturalmente l'auspicio è che il Veneto riesca a raggiungere appieno tutti e 17 gli obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda 2030. E quindi abbiamo delineato alcune linee di intervento, sono 38 linee di intervento, all'interno delle quali ovviamente ci sono anche gli interventi che avete voi suggerito. Adesso vi verrà anche, perché immagino che questo non sia un punto di arrivo anche per voi come lavoro, ma un punto di partenza, se non altro un percorso, per cui quando vedrete la strategia nel suo complesso, vedrete anche che vi ritroverete con i vostri ragionamenti e sicuramente potrete anche dare un ulteriore contributo, se non altro questo è quello che noi tutti come Regione ci auguriamo, perché il vostro punto di vista, oltre ad essere importante, perché insomma tutto questo lo facciamo per le future generazioni, quindi per voi, ma il vostro punto di vista è anche fondamentale perché molto spesso noi da questa parte ormai abbiamo una certa età, insomma, e non riusciamo magari a vedere o a capire determinati fenomeni, comportamenti che invece voi riuscite a capire meglio di noi. Quindi vi ringrazio veramente per l'ottimo lavoro fatto e mi auguro appunto che questo sia una tappa, ecco, di un percorso, non l'inizio, ma una tappa di un percorso che potrà svilupparsi anche nei prossimi anni, perché no? Quindi intanto vi auguro un buon lavoro e io mi ricollegherò più tardi, oltre che domani naturalmente, perché sono molto curiosa anche di vedere quali sono le risultanze di questi 2 giorni di incontri del Forum dei Giovani. Grazie e buon lavoro. Grazie Ilaria. Se non si collega anche il direttore generale di ARPA Veneto Luca Marchesi, alla parola, aveva qualche problema di connessione, vediamo se li ha risolti. Ci sono, mi sentite? Ciao Luca. Ciao Ilaria, ciao Riccardo, buongiorno a tutti, benvenuti. Anche da parte mia un saluto molto breve perché poi c'è da lavorare, avete tante cose da discutere e da fare, quindi anch'io vi faccio i complimenti perché per le proposte, per le idee, per la creatività, anche per il momento storico in cui siete riusciti a fare questo, no? Oggi sapete il 3 giugno è il primo giorno in cui c'è di nuovo mobilità piena nel nostro paese, ci si può muovere senza restrizioni anche tra regioni dopo un periodo che è stato particolarmente complesso e che nessuno aveva mai vissuto, no? Sapete, una pandemia di questa importanza, di questa rilevanza non capitava da un centinaio d'anni. Ed è in qualche modo anche questa una coincidenza simbolica, no? Perché ci fa capire, ci sottolinea, ci richiama a una realtà che è quella del nostro tempo in cui i temi dell'ambiente, della salute, della qualità della vita, delle politiche pubbliche sono fortemente collegati, no? Forse è la prima volta nella storia in cui al centro dell'agenda pubblica, cioè delle decisioni che devono prendere le istituzioni che ci governano a diversi livelli, c'è questo tema qui, il rapporto tra l'ambiente e la salute. Chi può interpretare questo con una visione di futuro, se non voi, no? Perché le generazioni future, ha ragione Ilaria, noi siamo, insomma, non dico già sul binario morto, però insomma abbiamo fatto il nostro pezzo, no? Non troppo bene peraltro, perché il mondo che gli ultimi 100 anni di storia lasciano alle generazioni future è un mondo che ha ottenuto grandi risultati, ma che ha creato anche gravi problemi che vanno affrontati e risolti. Quindi il futuro di sostenibilità è un futuro che dovete costruire voi perché è il futuro che vivrete voi. E mi piaceva essere qui anche per dirvi che la nostra organizzazione, l'ARPA, è uno dei soggetti pubblici che si occupano di ambiente e anche di relazione tra l'ambiente e la salute, ed è uno dei soggetti in cui io spero molti di voi, qualcuno di voi, prima o poi potrà venire a lavorare per costruire anche concretamente il futuro migliore che ci aspettiamo. Quindi davvero complimenti di nuovo, buon lavoro e anch'io mi farò vedere a tratti durante questi 2 giorni, in particolare per ascoltare le vostre conclusioni. Buon lavoro. Grazie Luca, io chiuderei qui la parte, se volete, quella dei saluti di avvio del programma delle giornate, entriamo più nel merito e quindi lascerei la parola a Marco Pollastri del Centro Antartide
per in qualche modo la gestione della parte di presentazione dei vostri lavori. Buon lavoro a tutti. Allora, buongiorno a tutti, spero mi sentiate, forte e chiaro, perfetto. Allora, sì, cominciamo questa parte abbastanza serrata con le presentazioni dei lavori che ciascun istituto ha curato. E abbiamo condiviso un elenco, però io magari ve lo ricordo così i ragazzi poi si preparano di volta in volta. Vi ricordo che abbiamo stabilito che ogni istituto ha un massimo di 8 minuti per la presentazione. Per agevolare le presentazioni, se non avete qualcosa in contrario, magari ce lo dite voi. Abbiamo ricevuto e montato noi le presentazioni, per cui le facciamo scorrere. Se però preferite farlo voi e siete in grado di condividere lo schermo, lo potete fare tranquillamente. Basta aprirvi il microfono. Chiedo alla mia collega Ilenia di attivare la presentazione. Intanto la prima scuola che apre questa fase di presentazioni è l'ITCS Maria Lazzari di Dolo. La studentessa che abbiamo avuto indicazione che parlerà è Ambra Gastaldi. Il goal proposto dalla regione a noi è il goal 2 e abbiamo deciso di intitolare questa slide chiama Future 4.005 e dopo spiegherò anche il motivo. Hanno partecipato la classe prima A, prima E e seconda E. Gli argomenti del goal 2 dell'Agenda 2030 è porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere l'agricoltura sostenibile. Ma come? Partiamo dal titolo che sembra fatto apposta per rispondere. Infatti chiama sta a indicare quante volte in questo periodo abbiamo sentito dire facciamo una call, quindi puntiamo sull'innovazione digitale. Mentre Future 4.0 è perché immaginiamo un sistema sociale resiliente che usa tecnologie 4.0, quindi robot e realtà virtuali, per sviluppare l'ecosostenibilità. 0 sigarette, perché nello stile di vita a cui pensiamo è meglio non fumare, ricordiamo appunto il coronavirus che attacca i polmoni. Poi 5 volte al giorno fa bene mangiare frutta e verdura fresca a chilometro zero, per cui promuoviamo la dieta mediterranea sociale tramite la sicurezza alimentare, l'agricoltura resiliente, orti di strada, condominiali e anche la solidarietà. 30 minuti al giorno di attività fisica, perché creiamo eventi atti ad incentivare la cultura della mobilità sostenibile. La proposta del Goal 2 è creare opportunità territoriali in modo che la dieta mediterranea diventi lo stile di vita di un ecosistema resiliente e solidale che sviluppa sostenibilità e innovazione anche in termini di mobilità. Resiliente significa cercare di rialzarsi dopo un evento critico. La dieta mediterranea è dichiarata dall'UNESCO un patrimonio culturale immateriale dell'umanità. La prima azione a cui abbiamo pensato è investire nelle infrastrutture digitali in tutti i settori, favorendo anche lo sviluppo delle tecnologie 4.0 e lo smart working. Sotto ci sono 3 immagini che abbiamo sviluppato attraverso l'applicazione Minecraft. Sono delle serre e tutti i lavori che abbiamo progettato nella nostra scuola. La seconda azione è di promuovere la dieta mediterranea, come ho detto prima, attraverso la sicurezza alimentare, l'agricoltura resiliente, orti di strade e condominiali, come anche la spesa sospesa. Consiste nel donare un tot di soldi per delle persone che non possono permettersi di fare la spesa e attraverso i tuoi soldi loro possono comprarsi il cibo. La terza azione è creare eventi atti ad incentivare la cultura della mobilità sostenibile che favorisca l'ambiente e allo stesso tempo permetta alle persone di fare in sicurezza attività sportiva. La terza immagine è un bar nella quale ci si può spostare attraverso dei pedali come se fossero una bici, quindi tu puoi stare in compagnia e allo stesso tempo fai attività fisica. Degli esempi sono imparare a fare il pane, l'abbiamo fatto in laboratorio di scienze e ci è tornato utile durante il lockdown, quando non si poteva uscire ed avevamo più tempo in casa da dedicare al cibo. Queste sono 3 immagini del pane che abbiamo fatto.
e noi che lavoriamo in laboratorio. Poi ci sono anche le piadine, nella quale c'è stato un periodo in cui il lievito è venuto a mancare molto spesso e abbiamo pensato che fosse bello imparare a fare le piadine, visto che non è necessario l'utilizzo del lievito. Queste sono sempre delle immagini delle piadine. Altri esempi sono che la resilienza e la sostenibilità camminano assieme. Ad esempio, durante la pandemia, un casaro di montagna ha lanciato un progetto adatto alla mucca per tornare ad avere liquidità e a poter fare il suo lavoro. In cambio, potevi ricevere del latte o del formaggio. Resilienza e sostenibilità promuoviamo e proponiamo anche lo sviluppo del progetto Adatto a Morto per continuare l'agricoltura biologica a chilometro zero e l'innovazione mediante l'uso di app che permettono di creare e coltivare il proprio orto vicino a casa ma anche a distanza, oltre che dal vivo. Facendo movimenti di esercizio fisico si bruciano calorie, infatti sono sufficienti 30 minuti di attività fisica moderata. Ad esempio si potrebbe scendere alla fermata dell'autobus più lontana, oppure fare le scale invece di prendere l'ascensore, andare in bicicletta o correre al parco, che sono, anche se sembrano delle cose semplici, comunque fanno la differenza, come anche camminare a passo svelto e portare a spasso il cane. L'attività fisica fa bene perché aiuta a bruciare calorie e a mantenere il giusto peso. Rafforza le ossa e i muscoli, mantiene sano l'apparato respiratorio e il cuore, aiuta ad abbassare il colesterolo e tiene sotto controllo la pressione sanguigna, rafforza il sistema immunitario. Abbiamo deciso di segnarlo in grassetto perché, soprattutto in questo periodo di coronavirus, il Covid-19 attaccava il sistema immunitario, quindi abbiamo pensato di sottolinearlo. Aiuta a proteggere da malattie croniche come il diabete e i tumori e fa bene al cervello perché migliora l'apprendimento e la memoria. Resilienza e sostenibilità. Allora, se per resilienza intendiamo la capacità di rinascere da una crisi e sostenibilità la capacità di prendere dal passato per consegnarlo al futuro tramite il presente, noi ci chiediamo quale sarà il ruolo della scuola in questo progetto di innovazione. Cosa si può fare per essere parte attiva nella realizzazione del sistema sociale ed ecosostenibile e resiliente che auspichiamo si possa sviluppare nel post-pandemia, anche perché il 2030 in fondo non è poi così lontano. Cosa si può fare ad esempio in concreto per incentivare le aziende del territorio e i lavoratori a praticare l'attività di smart working, contribuendo alla creazione di una mobilità sempre più sostenibile? Ci chiediamo come si può far convivere lo smart working con l'esercizio fisico giornaliero. Una proposta fatta dalla nostra scuola si chiama Organizziamo le Venergiadi, cioè proponiamo alla Regione Veneto di rendere possibile questa bella iniziativa ecologica, aggregativa ed istruttiva, già in atto in Lombardia, e se volete approfondire si trova nel link qua indicato www.energiadi.org, e consiste in una competizione tra scuole durante la quale si utilizzano speciali biciclette che sono collegate ad un generatore di corrente attraverso un sistema chiamato BES, quindi Bike Energy System, e con il quale si produce energia elettrica semplicemente pedalando, quindi può essere anche una cosa ecologica. E per approfondimenti e consultazioni del materiale, se volete potete accedere al link sotto qua indicato. E come ho detto prima, hanno partecipato alla classe prima A, prima E, seconda E, e auguriamo buone vacanze italiane a tutti dalla nostra scuola. Ringrazio molto Ambra per Grazie. l'intervento e ringrazio anche per gli auguri delle vacanze italiane che estendo anch'io. E allora io procederei, che così stiamo perfettamente nei tempi, con il liceo Cattaneo Mattei di Monselice. Io ho segnato la prima di intervenire dovrebbe essere Chiara. Sì, certo. Rocelli e poi Anna Marcello e Chiara Lorusso, se non sbaglio, ognuna, se non sbaglio, si occupa di un goal in particolare e quindi possiamo procedere. Grazie. Adesso dovrebbe partire la vostra presentazione. Esatto, continuiamo dunque noi con la proiezione o preferite proiettarlo voi? Per noi va bene. Ok.
Allora, intanto buongiorno a tutti. Siamo delle ragazze che appunto frequentano il liceo Cattaneo di Monselice e a questo progetto hanno partecipato anche altre classi della nostra scuola come la prima A, la seconda A, la terza F, la terza A, la terza E e la terza D. Io con il mio gruppo mi sono occupata di analizzare il Goal 2 e il cui obiettivo è sconfiggere la fame e la malnutrizione. Infatti, entro il 2030 il Goal 2 cerca di eliminare tutte le forme di malnutrizione e garantire dei sistemi di produzione alimentare sostenibili. Insieme al mio gruppo, attraverso un sondaggio che è stato rivolto ai nostri coetanei, abbiamo pensato a delle proposte che potrebbero essere utili, come per esempio eliminare dai distributori automatici, quindi dalle macchinette che si trovano nelle scuole, i prodotti industriali delocalizzati e che non sono molto nutrienti e sostituirli con del cibo fresco, come per esempio della frutta, molto più salutare naturalmente. Poi abbiamo pensato di adottare dei distributori d'acqua, degli impianti d'acqua, dove i ragazzi potrebbero riempire i propri contenitori, cercando di diminuire così le bottigliette di plastica che inquinano molto. Riguardo invece lo smaltimento dei rifiuti, cerchiamo sempre di fare la raccolta differenziata, ma per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti organici abbiamo pensato di creare dei depositi compost in un'area precisa del giardino. E invece, per quanto riguarda invece lo spreco e il dono, ci siamo affidati alla legge Gadda che riguarda la riduzione degli sprechi per trasformarli poi in opportunità per aiutare le persone più bisognose. Cioè abbiamo pensato di promuovere partnership tra aziende agricole e locali e con le scuole per appunto cercare di diminuire gli sprechi che ci sono. Può pure andare avanti. Allora, io con il mio gruppo ho analizzato il Goal 5 che mira alla parità di genere, quindi all'abolire le differenze. E abbiamo anche noi realizzato un sondaggio che abbiamo rivolto ai nostri coetanei e anche comunque ai nostri contatti magari più adulti. E i dati di questo sondaggio ci hanno particolarmente stupiti in quanto molte persone non l'hanno preso seriamente e questo è stato indicatore del fatto che non è visto come un vero problema ed è anche abbastanza sottovalutato. Come idee abbiamo pensato che come proposte che si stanno essendo attuate c'è la legge per la parità genitoriale per il congedo paterno e quella attuale prevede 7 giorni di assentamento obbligatorio e uno facoltativo entro i primi 5 mesi di vita del bambino. E invece la proposta di legge che è entrata in vigore ora nel 2020 prevede 10 giorni obbligatori, continuativi o non, entro i primi 30 giorni di vita del figlio. Questa legge mira appunto ad applicare la responsabilità genitoriale condivisa e quindi a rendere anche la madre più più disponibile anche sul piano del lavoro, ecco. Poi abbiamo pensato come proposte da poter attuare anche a livello più scolastico un workshop sul ruolo delle donne nella scienza e nella società durante le giornate di autogestione. Poi ideare un esperimento sociale per evidenziare i giudizi, anche pregiudizi rivolti alle ragazze. E un esperimento di psicodramma, che è una forma di psicoterapia dove i partecipanti esplorano le proprie emozioni tramite la drammatizzazione teatrale con esperti per capire anche come gestire la rabbia, soprattutto da parte degli uomini per la violenza sessuale. Ecco, può andare avanti.
Io invece con il mio gruppo mi sono occupata del goal 15 sulla vita sulla Terra, in particolare sul target 15.1 e 15.2, appunto per la conservazione, il ripristino e un uso sostenibile degli ecosistemi e per promuovere la riforestazione. Le proposte a cui abbiamo pensato sono appunto adotta un sentiero, l'abbiamo chiamata così, cioè l'adozione da parte delle scuole di un sentiero o un percorso in collaborazione col Parco regionale dei Colli Euganei, in modo che i ragazzi si sentano responsabili di quella zona e se ne prendano cura e lo possano valorizzare. Inoltre abbiamo pensato di incentivare culture sostenibili che non sfruttano in modo poco funzionale le acque termali. Le acque termali le abbiamo vicine, insomma, alle nostre città. E inoltre far aderire le scuole e il proprio comune ai consorzi che stanno proponendo la riforestazione urbana, appunto ad esempio come WW Nature o Ridiamo il sorriso alla pianura padana, che incentivano la piantagione di alberi o piante del territorio nelle scuole, nelle abitazioni private o nei luoghi pubblici. Ecco. Grazie e buona continuazione. Grazie mille. Allora, non l'avevo annunciato, spero sia già pronta. Abbiamo il liceo Celio Roccati Sì, di Rovigo con Nicole Cattin. sì. Se non c'è problema lo presento io. Ok, allora no, volevo anche avvisare, stiamo sperimentando in questa giornata particolare per tutti anche una facilitazione grafica, cioè anzi un reporting grafico, per cui invito anche i ragazzi a parlare con, so che vi abbiamo dato dei tempi ristretti, però se parlate anche lentamente perché abbiamo il mio collega Riccardo Mercuri che sta facendo appunto il reporting grafico di quello che è il vostro racconto e quindi alla fine ci sarà anche questa restituzione. Grazie, lascio la parola a Nicole Cattin. Nicole, scusami, per cui stoppo la condivisione dello schermo, condividi il tuo? No. Sì, grazie. Se non c'è problema. Sì, sì. Okay. Mi dice tipo che a causa della quantità dei partecipanti non si può tipo condividere. Quindi penso che non sia possibile. Allora credo che appunto dato che il numero è elevato soltanto gli host, credo per una questione di privacy. Vado io con la condivisione? Sì. Ok. Buongiorno a tutti, io Nicole, Francesca e Lucia abbiamo portato il gol numero 5 e facciamo parte del liceo statale Celio Roccati di Rovigo e facciamo parte della seconda BILES che è il liceo economico-sociale. Abbiamo analizzato come nostro punto focale il gol numero 5 che tratta l'uguaglianza di genere e il punto a cui vogliamo insistere a far capire specialmente alle persone, ma soprattutto alle donne, che raggiungere l'uguaglianza di genere è importante, soprattutto anche l'empowerment, cioè avere maggior forza, autostima e consapevolezza in tutte le donne e le ragazze. Il titolo che abbiamo dato al nostro progetto è il termometro della disparità di genere, che tratterebbe di un test che è autosomministrazione sulla disparità di genere. Se vuole proseguire.
Il test appunto riporta le principali situazioni, diciamo, emblematiche della disparità della parità di genere, che è finalizzato comunque a fornire uno strumento facile ma di impatto, che è appunto denominato uguagliometro, affinché si possa autosomministrare e una donna si possa collocare in una determinata posizione. Inoltre vuole promuovere la consapevolezza della propria situazione in base appunto alla disparità e alla parità di genere, e affronta comunque questioni molto importanti e difficili in maniera semplice, accattivante e di impatto, quindi d'effetto. E inoltre fornisce brevi pillole informative che dopo appunto vi farò vedere. Inoltre vorremmo appunto espandere il nostro progetto soprattutto nei luoghi di ritrovo come bar, scuole, biblioteche, e inoltre nell'eventuale raccolta di questi dati per la discussione aperta ovviamente dei risultati in situazioni ovviamente predisposte. Inoltre l'eventuale inserimento dell'uguagliometro in indirizzi di servizi utili, quindi centri di violenza, associazioni, enti. Se vuole proseguire. Prima ovviamente di focalizzarci totalmente sul goal numero 5, che è l'uguaglianza di genere, la nostra classe si è organizzata in gruppi e abbiamo analizzato, diciamo, gli altri goal che potevano, come posso dire, incastrarsi al meglio con il nostro goal in modo da approfondire al meglio, diciamo, l'argomento appunto dell'uguaglianza di genere. Questo qua è la prima slide appunto del nostro lavoro che abbiamo progettato, possiamo vedere tutta la partecipazione di tutti i nostri compagni di classe e appunto l'abbiamo chiamato il termometro della disparità di genere, misura la tua temperatura. La seconda slide appunto abbiamo messo nella parte destra appunto un termometro che misura la disparità appunto del genere, dalla temperatura più bassa in cui diciamo la disparità tra genere uomo e donna non è molto diciamo percepita, quando invece si alza la temperatura appunto la disparità fra uomo e donna si percepisce molto di più, come ad esempio possiamo notare che a temperatura zero, alla nascita ad esempio di nostro figlio, il mio partner ha usufruito del periodo di maternità, che è una cosa diciamo più che buona, mentre possiamo vedere che inizia a salire diciamo la disparità di genere quando ad esempio mi hanno offerto ruoli pubblici solo per ottenere diciamo le quote rosa, mentre la disparità è molto diciamo percepita quando il mio partner non vuole che incontri i miei amici. Mentre a sinistra abbiamo appunto messo diciamo delle notizie flash, quindi appunto le pillole di cui vi parlavo in precedenza, che hanno appunto lo scopo di informarci su situazioni che non sono, di cui non si parla molto, ma comunque sono situazioni tuttora molto importanti, come ad esempio che i diritti delle donne sono comunque diritti umani, ma spesso se ne dimentica, e spesso che in Veneto appunto la differenza tra il tasso di occupazione maschile e quello femminile si è progressivamente ridotta negli ultimi 20 anni. Questo è il nostro lavoro, spero vi sia piaciuto ed è di impatto. Grazie mille Nicole, siamo anche perfettamente nei tempi, per cui passerei la parola ai tuoi colleghi Anna Roson e Jacopo Orti del liceo Messedaglia di Verona. Se ci siete. Salve. Buongiorno. Non vi faccio la domanda se volete esporre voi, perché abbiamo capito che la condivisione del schermo funziona solo da host. Quando siete pronti io comincio. Ok, allora intanto volevo dire buongiorno a tutti. Come è già stato detto, io sono Anna Roson e il mio compagno è Jacopo e presentiamo il GOL 4, 5 e 11 e siamo del liceo scientifico Messedaglia di Verona. Partiamo con il GOL 5, cioè l'uguaglianza di genere e più in particolare la partecipazione nella vita economica da parte delle donne. Il nostro progetto consiste nella creazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per le ragazze in ambito STEM, cioè scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. La nostra proposta consiste nella esposizione ad esperienze in carriere scientifiche delle ragazze prima che si iscrivano all'università,
Infatti abbiamo visto che anche se le ragazze sono ben rappresentate nelle scuole superiori in ambito scientifico, all'università non si iscrivono a facoltà importanti come ad esempio ingegneria informatica, che portano a carriere anche promettenti. Quindi i benefici però non vanno soltanto alle ragazze che hanno più possibilità lavorative, ma anche alla società in generale. Infatti molti studi hanno dimostrato che le economie che avranno più successo sono quelle che saranno in grado di sfruttare tutti i talenti a disposizione, quindi anche la differenza di genere. Nella prossima slide possiamo vedere che il progetto si può strutturare in vari livelli e prevede anche il contributo di diverse organizzazioni. Il primo livello, quello più vicino agli studenti, sono quelli delle associazioni studentesche, che possono essere formate anche da studentesse che hanno già in precedenza fatto l'alternanza scuola-lavoro e che quindi possono consigliare e raccontare la loro esperienza alle ragazze interessate. Il secondo livello è quello delle scuole, che possono gestire operativamente il progetto, perciò ad esempio selezionando delle imprese nell'ambito STEM, incentivando la partecipazione da parte delle studentesse e creando dei database con delle opportunità per garantire la migliore associazione fra studenti e impresa. Le imprese possono invece identificare delle attività da far svolgere alla ragazza che siano realmente formative e che quindi possono dare alle studentesse un'idea di come è veramente lavorare in quel luogo. La Regione Veneto invece potrebbe promuovere il progetto in modo più strutturato, quindi sensibilizzando le aziende, creando un percorso omogeneo e coerente a livello regionale, monitorando l'andamento dell'iniziativa, che nella prossima slide specifichiamo di più. Allora, come ho detto, la Regione Veneto potrebbe sensibilizzare le aziende sui vantaggi di avere internship di ragazze, creare un percorso omogeneo, quindi con la creazione di un protocollo per l'alternanza scuola-lavoro, la formazione di un gruppo ufficiale di aziende e anche la creazione di un database con le imprese, le opportunità su il comune o la provincia della scuola. Inoltre l'iniziativa può essere monitorata con ad esempio degli indicatori che vengono specificati nella slide successiva e ovviamente la Regione Veneto può comunicare le varie istituzioni l'iniziativa, come si svolge. Ecco, grazie. Gli indicatori possono essere di breve, di medio o di lungo termine. A breve termine possono essere di ciascun anno e quindi banalmente il numero di ragazze che aderiscono al progetto e anche il feedback che danno. Gli indicatori a medio termine sono dai 3 ai 5 anni e sono ad esempio le percentuali di ragazze che si iscrivono alla facoltà STEM e il numero di iscrizioni da parte delle ragazze che poi conseguono un titolo di laurea, quindi un master o un dottorato. Gli indicatori a lungo termine invece sono le percentuali di ragazze che lavorano in ambito STEM. Per il Goal 4, cioè l'istruzione di qualità, abbiamo invece abbiamo scelto il target 4.1, cioè il completamento dell'istruzione primaria e secondaria da parte di tutti. La nostra proposta si divide in 2 punti principali. Il primo è favorire la formazione di individui preparati sui temi di attualità più rilevanti e il secondo è garantire un sostegno ai ragazzi in difficoltà promuovendo anche il tutoraggio fra compagni. Il razionale è che ovviamente l'istruzione è a base di tutto e si combatte l'ignoranza e garantisce la formazione di individui e anche di conseguenza di cittadini più consapevoli. Se può andare avanti, grazie. La proposta anche in questo caso prevede la partecipazione di diversi attori e sono in più in piccolo le associazioni studentesche che possono promuovere delle mentalità più aperte e inclusive, incentivando gli studenti più in difficoltà a continuare il loro percorso. Le scuole invece potrebbero creare delle occasioni per discutere dei temi di attualità
e perciò ad esempio col quotidiano in classe e le ricerche di gruppo, e incentivare il tutoraggio fra compagni considerandolo come attività valida per ottenere credito formativo. La Regione Veneto invece potrebbe promuovere il progetto in modo più strutturato, perciò aggiornando i programmi ministeriali in linea con l'evoluzione e lo sviluppo della società e favorire la continuità nell'insegnamento e quindi la motivazione degli insegnanti. Come sappiamo, il Veneto presenta una situazione migliore rispetto a quello della media nazionale. Infatti, l'abbandono scolastico è già diminuito dal 15 al 10% dal 2010 al 2018, mentre la percentuale di persone che hanno completato gli studi superiori è aumentata dal 57 al 63%. Il nostro obiettivo è quindi di continuare il miglioramento in atto, facendo scendere la percentuale dell'abbandono scolastico sotto il 10 e salire la percentuale dei diplomati sopra il 65%. E per il Goal 11 passo la parola a Jacopo. Ok, per il Goal 11 parlo io. Il Goal 11 è quello delle città e comunità sostenibili. Abbiamo scelto questo goal perché se riuscissimo ad attuarlo in un modo preciso e ben fatto, ne trarremo subito un beneficio sia a noi come singoli individui che la nostra comunità. Perché? Perché bene o male tutti quanti abitiamo in zone urbane e inoltre la nostra regione è molto urbanizzata e dunque ne siamo coinvolti direttamente. La proposta avere vari punti come il miglioramento dei trasporti, il miglioramento della mobilità sostenibile, e una migliore gestione dei rifiuti. Per realizzare tutto ciò bisogna coinvolgere diversi individui e enti, e in primis noi stessi, perché già con le nostre azioni che possiamo compiere tutti i giorni possiamo fare qualcosa, ovvero evitare gli sprechi, scegliere consapevolmente i prodotti che acquistiamo, accertarsi della loro provenienza e così via. Se possiamo andare alla prossima slide. Inoltre possiamo coinvolgere la scuola come singolo istituto, in questo caso, nel mio caso, il liceo Messedaglia, che potrebbe provvedere nel mettere dei dispenser di acqua potabile con la quale si può dar da bere agli studenti senza dover acquistare le bottigliette di plastica ai distributori, utilizzando una borraccia acquistabile a parte, ad esempio. Invece il Ministero dell'Istruzione, l'Università e la Ricerca potrebbe introdurre delle ore curriculari o dei corsi a parte sulla consapevolezza dello sviluppo sostenibile e dell'ambiente, come ad esempio anche i corsi sulla sicurezza che si svolgono in terza superiore per poi andare a svolgere l'alternanza scuola-lavoro. Per quanto riguarda invece la Regione Veneto, possiamo parlare dei trasporti. Infatti andrebbero rivisti a nostro parere gli orari e i percorsi degli autobus e inoltre i prezzi, perché sono molto elevati da sostenere per alcune famiglie gli abbonamenti annuali, perché si ritrovano a dover affrontare moltissime spese come i libri scolastici e l'abbonamento dell'autobus, tutto quanto nel mese di settembre, in particolare per i ragazzi che abitano in provincia, ha una spesa elevata, all'incirca anche 500 euro. E inoltre sarebbe opportuno creare anche dei biglietti giornalieri, come ad esempio ci sono in altre città, per permettere ai turisti di avere un pass giornaliero senza dover ogni volta acquistare dei biglietti, doverli timbrare e poi spesso magari prendono una multa perché non capiscono l'italiano o l'inglese e non li timbrano nemmeno. Invece per la mobilità sostenibile abbiamo pensato a un ampliamento delle piste ciclabili, proprio perché molte persone non usano la bicicletta proprio perché non si sentono abbastanza tutelati e hanno paura a girare sulle strade con le macchine e quindi preferiscono prendere la propria auto. Inoltre, per i monopattini elettrici che ormai sono affermati in molte città e sono spesso soggetti a critica perché creano disordine, infatti vengono lasciati in qualsiasi posto, abbiamo pensato di creare delle piccole aree di parcheggio, così come nel bike sharing, però più semplici, nel senso che il bike sharing prevede una stazione dove far fermare la bici e la si aggancia, diciamo, mentre il monopattino basterebbe parcheggiarlo in un piccolo parcheggio segnalato con delle strisce. E per invece chi preferisce lasciarlo in giro per la città paga un piccolo sovrapprezzo in modo da invogliare la gente a metterlo proprio nel posteggio adibito.
Per la gestione dei rifiuti, invece, per migliorarla, sarebbe opportuno creare, anzi diffondere di più la raccolta porta a porta, nel senso eliminare i cassonetti e mettere il porta a porta nei quartieri ovviamente meno popolosi dove è possibile farlo. Invece per l'ampliamento delle aree verdi il comune sarebbe una buona cosa se ampliasse usando le zone in disuso della città, appunto facendo dei piccoli parchi e così via. Ho finito. Penso di sì, ho finito. Ok, grazie mille Jacopo. Grazie a voi. Allora, procediamo perché siamo praticamente nei tempi. Credo dovrebbe essere collegato il liceo Guggenheim di Venezia, liceo artistico se non sbaglio, con Noemi Cappellesso. Sì. Ok, perfetto. Ti diamo la parola, puoi partire. Ok, allora, nella nostra scuola ci siamo divisi in 4 gruppi e hanno partecipato 4 classi e abbiamo parlato del consumo del suolo, dell'economia circolare, del turismo sostenibile e di stili di vita sostenibili, perché ci siamo soffermati nel pensare delle proposte che possono essere attuate il più velocemente possibile e da ogni cittadino nel suo quotidiano. Può cambiare slide, grazie. Abbiamo parlato quindi del consumo del suolo parlando del target 13, quindi di contrastare i cambiamenti climatici, aumentando per esempio l'uso delle biciclette e dei monopattini che grazie anche al bonus che in molti italiani stanno usufruendo in questo periodo, possono sostituire l'auto in certe situazioni, ma aumentare anche le corsie, anche tipo quelle strade di plastica, che riescono anche a raccogliere l'acqua piovana e riutilizzarla in dei momenti successivi. E a Venezia utilizzare anche il Waste Shark, che è già stato sperimentato a Dubai e ad Amsterdam, per esempio, e aiuta moltissimo a tenere le acque pulite, soprattutto visto che adesso le acque di Venezia si sono ripulite grazie alla non presenza dei turisti e dei veneziani stessi per le calli. Tenere questo Waste Shark potrebbe continuare a rendere le acque pulite e limpide. Poi abbiamo parlato del turismo sostenibile, facendo riferimento al target 12, quindi consumo e produzione responsabili, e di invitare quindi al turista italiano e straniero dei comportamenti corretti verso la città che lo sta ospitando e verso l'ambiente. Quindi, per esempio, visto che adesso Venezia non ha più i ritmi del turismo che aveva prima del coronavirus, si potrebbe sfruttare questo momento per precisare al turista il giusto comportamento, per esempio aumentando i cartelli e motivarlo a usare bottiglie di plastica invece che quelle monouso, comprate per esempio anche dai distributori, delle borracce riutilizzabili di plastica o anche di vetro, visto che Venezia è famosa per l'abilità nell'arte del vetro, che sono quindi anche più sostenibili economicamente e anche per l'ambiente, creando anche dei percorsi per i turisti che meno caotici e con più ordine, ecco. Poi abbiamo parlato dell'economia circolare, parlando sempre del punto 12 e 13, soffermandoci anche sull'happy hour, quindi invitare i bar e i ristoranti veneziani, per non sprecare cibo, a creare questo momento dove magari il cibo costa molto di meno e anche il turista è più motivato anche a comprarlo, ecco. E anche che le bottiglie e i sacchetti di plastica, creare dei punti dove possono essere
accumulati per poi scambiarli, diciamo, con dei biglietti, sia per dei mezzi pubblici che anche, per esempio, per un museo, ecco. Quindi dare un premio se si ricicla la plastica. Nell'ultima slide abbiamo parlato dello stile di vita sostenibile, quindi parlando dell'11° punto, dicendo anche un breve spunto del punto 6 e 7, quindi dell'acqua pulita e dell'energia pulita e accessibile, e fermandoci su tutelare gli altri e quindi migliorare l'indice di felicità del Veneto e in Italia, quindi migliorare la salute, l'istruzione, la qualità dell'aria e i rapporti sociali. E per fare ciò anche motivare di più i prodotti a chilometro zero, il riciclo dei rifiuti e il risparmio dell'acqua. Ok, Noemi, hai terminato? Sì, Perfetto. scusi. Grazie mille. Allora, passiamo ai prossimi. Istituto Einaudi Gramsci di Padova. Dovrebbero essere con noi Alessandra, Alessandro e Martina. Mi confermate? Sì. Perfetto. Sì, e quando ci siete io procedo. Ok, io ci sono. Allora, buongiorno a tutti, noi siamo studenti dell'Einaudi Gramsci di Padova. Io sono Alessandra e sono di classe seconda di Amministrazione, Finanza e Marketing, invece Martina e Alessandro sono di classe prima Turismo. In questo progetto hanno lavorato tutti gli studenti, sia della mia classe, seconda CA, sia della classe prima BT Turismo. Noi ci siamo concentrati in particolare su 3 goal, il 12, il 7 e il 15. E comincio con la proposta. Allora, dal dire al fare, impegniamoci a differenziare i rifiuti diventando più consapevoli, così da concretizzare i principi della sostenibilità nelle nostre giornate. La prima proposta rientra nel goal 12 e ci siamo focalizzati sulla diffusione della raccolta differenziata, mettendo al centro le scuole. E la raccolta differenziata, per funzionare davvero, deve essere fatta da tutti e fatta bene, attraverso 5 azioni che abbiamo individuato come fondamentali: la riduzione, il risparmio, il riutilizzo, il recupero e il riciclo. E tutti i cittadini devono essere consapevoli e responsabili delle loro azioni. Cortesemente prossima slide. Ok. Le azioni. La nostra proposta operativa vede di introdurre la raccolta differenziata obbligatoria in tutte le scuole della regione. E questo darà forza all'iniziativa e siamo certi che ne consentirà il successo. La nostra scuola, prima dell'emergenza coronavirus, ha già avviato la raccolta differenziata. E detto questo, passo la parola ad Alessandro. Sì, allora, come ha spiegato, intanto se può passare alla prossima slide, per favore. Ok, come ha spiegato Alessandra, i principi fondamentali della raccolta differenziata sono la riduzione, il risparmio, il riuso, il recupero e il riciclo. Però volevo aggiungere altre 3 R fondamentali, ossia il ragionamento, perché non basta agire in modo automatico, ma bisogna pensare sul perché si fa la raccolta differenziata. Il rispetto, perché bisogna rispettare l'ambiente e bisogna essere consapevoli che al mondo non siamo da soli, ma ci sono altre 7 miliardi e mezzo di persone. E la responsabilità, perché ciascuno deve essere consapevole delle azioni che che svolge. Può passare alla diapositiva successiva, per favore. Siamo passati al secondo obiettivo su cui ci siamo focalizzati, in particolare al target 4.7, che si concentra nel garantire entro il 2030 l'informazione e formazione diretta a ragazzi e alunni.
Quindi la proposta infatti è informare per formare a stili di vita sostenibili, partendo dalla scuola, perché noi pensiamo che la scuola sia molto importante, che sia al centro di tutto questo. Quindi per favore alla prossima slide. In concreto proponiamo di promuovere incontri laboratoriali, e quindi non solo teorici ma anche pratici, nelle scuole di diversi ordini, informando e formando alunni e studenti, che sia dalla prima elementare fino alla quinta superiore, così che anche i ragazzi grandi comunque vadano a educare anche alunni e bambini più piccoli. Senza dimenticare che la scuola, dove avverranno questi incontri, deve essere un ambiente accogliente, quindi ad esempio anche ripitturare l'aula per renderla un posto più accogliente è molto importante. Detto questo, passo la parola a Martina che esporrà il prossimo punto. Ok, il terzo goal di cui parliamo è il 7, in particolare ci siamo soffermati nel target 7.2. Secondo noi è importante garantire energia pulita per tutti, perché se è vero che senza energia tutto si ferma, è vero che senza energia pulita si fermerà l'intero pianeta. E prossima slide, per favore. Ok, e siamo convinti che bisogna promuovere l'utilizzo di energia pulita, cominciando proprio dalle scuole. Per farlo si potrebbero sostituire le vecchie caldaie centralizzate e gli impianti di raffreddamento con altri più moderni e a bassa emissione di CO2, installare pannelli fotovoltaici e dare la possibilità alle scuole di regolare autonomamente la temperatura e installare colonnine per la ricarica di bici e monopattini elettrici, così da incentivarne l'utilizzo. E secondo noi la Regione Veneto in tutto questo può essere determinante. E la prossima slide, per favore. Ringraziamo tutti per l'attenzione e un grazie particolare va alla Regione Veneto per averci coinvolti come ragazzi. E speriamo che possa rendere le nostre richieste concrete. Concludiamo infine con uno degli slogan da noi inventato. Io, tu, noi, sostenere il pianeta è possibile insieme. E abbiamo finito. Grazie mille. Procediamo con il prossimo istituto. Abbiamo l'Istituto Pansini di Schio con Milena Mioni. Milena, ci sei? Sì, ci sono. Perfetto. Quando sei pronta io comincio. Ok, parto subito allora. Salve a tutti, sono Milena Mioni, frequento la classe quinta BQ dell'Istituto Pansini di Schio e con i miei compagni insieme alla classe quarta BQ sempre del mio istituto abbiamo discusso del target 5 e del target 10 proposti dall'Agenda 2030. Per quanto riguarda il target 10, il titolo della proposta comunque è più parità per una maggiore inclusione, quindi si parla di un'inclusione sociale e anche economica, in quanto il target 5 si propone di raggiungere un'uguaglianza di genere e anche l'emancipazione effettiva di tutte le donne e di tutte le ragazze. Quindi a sinistra possiamo trovare le statistiche che parlano comunque della situazione a livello globale in cui ci troviamo parlando di emancipazione femminile. La situazione sicuramente è migliore rispetto al passato, agli anni passati, però può sempre essere migliorata anche al fine di raggiungere un'emancipazione effettiva di fatto, quindi per quanto riguarda le donne che sono comunque in molti casi escluse da carriere lavorative e anche parlando a livello economico. Le proposte che abbiamo avanzato, per esempio, riguardano diciamo, il garantire una piena partecipazione femminile, quindi anche pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale, quindi in diversi ambiti, parlando anche a livello politico, economico e anche nella pubblica amministrazione, anche perché appunto molte donne vengono escluse da questi ambiti, in quanto molte volte si preferisce una figura di tipo maschile. L'assicurazione inoltre effettiva, quindi una parità di salario e anche una pensione sia per uomo che per donna, quindi di conseguenza pari possibilità di occupazione, fissare una percentuale di donne da assumere nelle aziende,
anche in relazione alle dimensioni dell'azienda in questione, e quindi facendo così si propone anche, si aiuta, si favorisce l'emancipazione a livello aziendale delle donne, l'organizzazione di incontri di formazione e sensibilizzazione sul tema nelle scuole, quindi anche istruire i giovani, anche in età più giovane appunto, all'emancipazione, che deve essere comunque un principio che deve essere portato avanti da ogni singolo paese e in cui bisogna anche comunque lavorarci, visto che è ancora abbastanza lontana l'emancipazione effettiva. Istituire degli sportelli antiviolenza in ogni comune e quindi anche aumentare il numero di centri antiviolenza. Anche in questo caso si garantisce una maggiore tutela anche per quanto riguarda le donne lavoratrici, che in molti casi sono costrette a prendersi cura della famiglia. Quindi con queste proposte anche si vuole abbattere, quei cliché che quasi impone a livello sociale le donne che non possono intraprendere una carriera parlando a livello lavorativo, ma sono in molti casi recluse alla famiglia, alla vita familiare appunto. Fare in modo inoltre che venga approvata una legge che fissi degli obblighi per arrivare alla parità dei sessi, quindi per esempio anche si parla di paternità obbligatoria, e quindi questo aiuterà sicuramente a favorire la totale emancipazione a livello lavorativo delle donne, e quindi più donne assunte in azienda. Gentilmente la prossima slide. Parlando invece del target 10, che si propone di ridurre l'inuguaglianza all'interno e fra le nazioni, le statistiche riguardano sia la situazione a livello italiano che a livello globale, che comunque è sicuramente da migliorare anche per arrivare a una totale uguaglianza in una società ideale. Le proposte riguardano innanzitutto la migrazione e la povertà, quindi prevedere corsi di formazione riguardanti il mondo lavorativo, che includono per esempio, oltre alla sicurezza, anche temi comunque riguardo il mondo del volontariato, e quindi dare maggiore voce, promuovere queste organizzazioni appunto di volontariato come la Croce Rossa, e questo sicuramente aiuterà una maggiore inclusione sociale per quanto riguarda appunto i migranti. Anche si parla di istituire più scuole serali per la formazione di base, e quindi per aprire anche al mondo del lavoro anche quelle persone che a livello sociale sono un po' più escluse, o comunque non hanno le stesse possibilità di chi nasce invece in un ambiente, se possiamo dire, privilegiato. Parlando invece di esclusione sociale, vogliamo incentivare imprese non profit e anche istituire forme diverse di ricompense per chi si occupa di aiutare i disoccupati a cercare lavoro, e quindi anche in questo modo si favorisce alle persone, appunto, come ho detto prima, una maggiore inclusione sociale, e anche sanzionare più pesantemente chi commette qualsiasi tipo di azione volta a denigrare e discriminare o comunque escludere le persone facenti parte della comunità LGBT. Quindi anche in questo caso si vuole arrivare a una società di tipo ideale che non discrimina le persone, anche parlando a livello di orientamento sessuale, e quindi in generale a pari opportunità per tutti, indipendentemente dalla provenienza o anche da orientamento sessuale, appunto. Ecco, io ho concluso e grazie mille per avermi ascoltato. Grazie mille Milena. Allora, passiamo ai prossimi. Sono Nicolò Bertoncello e Davide Vettorazzo dell'ITIS Fermi di Bassano. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, presenterò io. Ok. Appunto, Nicolò Bertoncello, e sono il portavoce per la mia scuola, l'ITIS Enrico Fermi di Bassano del Grappa. Durante il lavoro a gruppi il nostro istituto si è concentrato principalmente su 2 target che abbiamo ritenuto più importanti, l'11 e il 12. Le azioni proposte per ogni target sono riassunte nei titoletti che potete vedere nella slide, appunto, e vado a elencarveli e spiegarveli, insomma. Per quanto riguarda il target 11, la prima proposta è appunto l'introduzione di un sistema economico circolare, in modo che gli scarti prodotti da un'azienda possano essere riutilizzati da un'altra, evitando quindi di creare rifiuti. Questo sistema si può applicare tanto a livello aziendale, per esempio con i resti agricoli che vengono convertiti in biomasse, quanto nella vita di tutti i giorni, per esempio donando oggetti che non si usano più al posto di buttarli e producendo quanti meno scarti possibili del cibo,
quindi evitando di comprare più cibo di quanto ne possiamo consumare e evitare di snobbare cibi ritenuti meno appetibili, come per esempio tagli di carne meno pregiati. Passiamo poi all'ottimizzazione dei trasporti. Proponiamo infatti di migliorare il sistema di trasporti pubblici, incoraggiando l'uso di autobus e simili e anche modernizzando questi tipi di trasporti pubblici con trasporti più ecologici ed elettrici. Incentivare l'uso del car sharing e incoraggiare il noleggio di auto elettriche o di altri sistemi di trasporto a basso impatto ambientali come bici elettriche, non monopattini, eccetera. Creare nuove zone a ZTL per limitare l'inquinamento nei centri cittadini, soprattutto nei periodi più critici, e incentivare l'acquisto di vetture elettriche o a miscele di biocombustibili. Proponiamo poi il miglioramento della raccolta differenziata, sia in ambito scolastico ma anche aziendale e pubblico, eliminando i cestini generici e sostituendoli con isole di raccolta differenziata e incrementando i punti di raccolta per spazzatura anche nei percorsi stradali con un controllo adeguato nelle ore di maggior frequentazione. Proponiamo inoltre di implementare aree fumatori, creando nel sistema stradale, nei parchi, aree fumatori e nei centri cittadini anche, in modo da arginare il problema dei mozziconi gettati per strada e ridurre il fumo passivo. Proponiamo un miglioramento delle strutture pubbliche del relativo uso, riducendo il consumo di energia. Ad esempio a scuola si possono sostituire vetri singoli con vetri doppi in modo da ridurre la dispersione del calore e si possono anche riutilizzare spazi pubblici in disuso per razionalizzarli e ridurre il consumo di suolo annuo, incrementando le aree verdi. Proponiamo l'istituzione di nuove figure pubbliche per la salvaguardia dell'ambiente, creando start-up di gruppi di raccolta rifiuti, per esempio nelle strade e nei centri storici, naturalmente ricompensati, sotto la supervisione di un responsabile, in modo da avere figure professionali che attivamente possano tutelare e salvaguardare l'ambiente in aree cittadine. Proponiamo l'ottimizzazione del sistema fognario ed idrico tramite il riutilizzo dell'acqua piovana, raccogliendo e riutilizzando l'acqua piovana dove non è necessario l'uso di acqua potabile, naturalmente, ad esempio negli orti e nei giardini privati. Proponiamo anche la riduzione dell'inquinamento delle acque da scarichi industriali, introducendo degli incentivi per le aziende in base alla efficienza della loro depurazione degli scarichi, in coppia con un sistema di controllo migliorato e più efficiente. Proponiamo anche un miglioramento dal punto di vista delle nostre case, con l'introduzione di case sempre più domotiche, installando nelle abitazioni dei sistemi collegati all'impianto di casa che permettono di monitorare tramite app o display a muro il consumo all'interno dell'abitazione. Contestualmente l'app o display dovrebbero indicare anche i valori di riferimento, anche tramite codici di colore, con cui la famiglia, in base al numero dei suoi componenti, si possa confrontare per capire come sta utilizzando le risorse. Proponiamo anche di mettere pannelli fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici pubblici e privati in modo da sfruttare queste zone per raccogliere energia. E infine, per quanto riguarda il target 11, proponiamo di facilitare la partecipazione pubblica sul monitoraggio ambientale, sia tramite le start-up già citate, sia tramite assemblee pubbliche che affrontano certi temi. Mentre, per quanto riguarda il target 12, la prima proposta che abbiamo è di implementare un sistema di incentivi e di detrazione in base all'impatto ecologico di un materiale. Si punta infatti alla riduzione del consumo di materiali non riciclabili, non biodegradabili e non rinnovabili e prevediamo una regolamentazione che riduca le tipologie di materiali privilegiando quelle con maggior facilità di riciclaggio, naturalmente ove possibile, tramite degli incentivi. Proponiamo infatti anche la riduzione del consumo di suolo, ripensando l'urbanizzazione della nostra regione, prevedendo uno stop definitivo all'aumento delle superfici cementificate, incrementando invece le aree verdi, soprattutto nelle zone di pianura, con riqualificazione ambientale delle zone commerciali, artigianali o industriali dismesse. E inoltre proponiamo di rivedere la legge sulla frazione verde nei paesi, mantenendo un rapporto tra aree verdi e aree urbanizzate che sia maggiore per le prime, appunto. Proponiamo anche di immettere una certificazione della provenienza di materie prime, in modo da facilitare la regolamentazione di tali materie, come per esempio il polietilene, che può provenire sia da fonti riciclabili, sia da fonti fossili. Proponiamo poi di sensibilizzare e formare di più i cittadini su certi temi,
iniziando campagne di sensibilizzazione e formazione riguardante l'ottimizzazione delle risorse. Innanzitutto nelle scuole, con ore di sensibilizzazione riguardo alle tematiche ambientali, insieme ad esperti dell'argomento, variando il tema in base all'anno scolastico e affrontandone via via sempre di più complessi. Nelle aziende pubbliche e private, per i dipendenti, con ore di formazione su comportamenti più ecosostenibili sul luogo di lavoro, magari accorpando tali ore a quelle di formazione obbligatoria già in vigore, e anche per i responsabili amministrativi, con ore di formazione sul restauro degli edifici e sulle tecnologie in commercio per ridurre gli sprechi, per esempio i doppi vetri per evitare le dispersioni di calore. Ma anche nelle città, con incontri e assemblee pubbliche sui temi dell'Agenda 2030, trattati anche con esperti del settore. Proponiamo anche il restauro e il riutilizzo di edifici. Oltre alle proposte già citate, vogliamo provare anche di estendere le detrazioni fiscali per la sostituzione di vecchi infissi con nuovi infissi per l'efficientamento energetico degli edifici, in particolare per quelli pubblici e le scuole. Proponiamo anche la riduzione del consumo di plastica, sostituendo le confezioni di plastica con quelle di materie biodegradabili o rinnovabili quando possibile e sostituendo le bottigliette di plastica con bottiglie riutilizzabili di vetro o borracce, favorendo la vendita e la distribuzione anche in ambito scolastico e aziendale. Poi proponiamo la riduzione dell'inquinamento delle acque di scariche industriali, indirizzando una parte delle imposte già raccolte dallo Stato per finanziare le opere di efficientamento della distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta di quelle reflue per il loro convogliamento verso impianti di depurazione, e proponiamo infine la riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili favorendo fonti rinnovabili come il geotermico, anche per abitazioni, il fotovoltaico, le biomasse e l'idroelettrico, eccetera. Grazie dell'attenzione e buona continuazione. Grazie mille. Allora, passiamo ai prossimi. Istituto Levi Ponte di Mirano, Francesco Agostini e Gabriele Simionato. Sì. Chi siete? Ok, perfetto. Mi vedete? Perfetto. Può passare alla prossima slide, per favore? Intanto, ciao a tutti. Io sono Agostini Francesco dell'Istituto Levi Ponte di Milano, insieme al mio compagno Gabriele Simionato, e come prima proposta che vogliamo portarvi qui oggi è la riqualificazione edile ed energetica degli edifici scolastici. Questa proposta va a rispecchiare 4 goal importanti e sono il 13.2, che consiste nel integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti climatici. Il 11.b, che prevede che entro il 2020 si attuino delle politiche e piani integrati verso l'inclusione e l'efficienza delle risorse, la mitigazione, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza ai disastri. Il 7.2 invece prevede che entro il 2030 si aumenti notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale, e il 7.3 che infine prevede che entro il 2030 si raddoppi il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica. Il nostro istituto, da diversi anni ormai a questa parte, si è applicato per studiare e contribuire su questi punti. La prova di questo impegno è la Casa delle Energie, un'infrastruttura situata nella nostra cittadella scolastica. Essa è un esempio di come le tecnologie applicate dell'edilizia possono portare a un esempio energetico e contemporaneamente a un maggior rispetto dell'ambiente. Vi invitiamo, se volete, a fare un giro sul nostro sito della scuola, in cui c'è anche un'area dedicata appunto alla Casa delle Energie. Grazie ad essa possiamo formare i ragazzi sull'importanza della sostenibilità delle infrastrutture edilizie. Basti ricordare che la componente maggiore di CO2 non proviene dalle l'importanza delle macchine, ma bensì dalle case e dalle infrastrutture obsolete, con impianti di riscaldamento poco prestanti e molto inquinanti. Ma perché ci siamo soffermati proprio su questo punto? Perché anche le scuole italiane hanno bisogno di una profonda qualificazione edilizia ed energetica. In nessun luogo come nella scuola la forma è sostanza, perché apprendimento e socialità sono strettamente legati all'ambiente nel quale gli studenti maturano, specialmente se questo riguarda noi ragazzi adolescenti. Investire risorse nella scuola significa guardare il futuro, credere nelle nuove generazioni, assumersi una responsabilità nei loro confronti, cioè nei confronti dei cittadini che costruiranno la città e il paese di domani. Per questo motivo è importante intervenire. Bisogna riqualificare energeticamente le scuole, migliorando il comfort e contenendo i consumi e gli sprechi. In quanti tecnici non ci siamo limitati solo a parlare
ma ci siamo attivati per capire l'entità dei problemi e le criticità che abbiamo nel nostro istituto, e sono elevate dispersioni termiche, infiltrazioni di acqua piovana, centrali termiche con sistemi di generazione obsoleti. Dai dati rilevati dal 2011-2012 fino al 2014-2015, il consumo energetico termico del nostro istituto è di 2,4 metri cubi all'anno di gas naturale ogni metro cubo di scuola riscaldato. Crediamo che le soluzioni, se può passare alla prossima slide, siano appunto la riqualificazione degli impianti termici, la riqualificazione dell'involucro degli edifici scolastici, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'aggiornamento del sistema di illuminazione. Apportando questi miglioramenti abbiamo anche stimato che ogni anno avremmo ridotto molto gli sprechi e reso gli edifici scolastici più funzionali e confortevoli. Secondo alcuni calcoli, l'insieme di questi interventi porterebbe a riduzione del consumo di energia primaria di 1824 megawatt all'anno, produzione di 374,1 tonnellate all'anno di CO2 in meno e la riduzione del consumo di metano del 45% ogni anno, cioè 100 metri cubi di gas naturale a studente. Ora lascio la parola al mio compagno. Può passare alla prossima slide? Buongiorno. Sì, grazie. Buongiorno a tutti, sono Gabriele Simeonato dell'Istituto Tecnico Levi Ponti. Come seconda proposta, io e Francesco abbiamo fatto riferimento ai goal 6, 11 e 13. In particolare ai target 6.3, ovvero migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento, 11.A, sostenere rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale. 13.1, rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi. E il 13.2, ovvero integrare nelle politiche le misure di contrasto ai cambiamenti climatici. Perciò la nostra idea da proporre è salvaguardia e ampliamento delle aree destinate alla fitodepurazione. Abbiamo scelto quest'idea perché siamo partiti da una nostra esperienza personale, scolastica, ovvero l'analisi delle acque dell'oasi licaenica. Io e Francesco facciamo parte appunto della classe di chimica che va a analizzare la carica batterica, perché noi studiamo soprattutto microbiologia, dell'acqua. Quindi noi la nostra scuola parecchi anni fa le analisi appunto su questo impianto di fitodepurazione, che è l'oasi licaenica, e da questi grafici possiamo evincere, come il primo grafico, l'abbattimento percentuale dei batteri, quindi la poca presenza di quei batteri sia comunque elevata, nel senso è elevato il fatto che se in entrata provenivano tot batteri, in uscita ne provengono meno, con una diminuzione, con un abbattimento appunto anche dell'80% su alcuni batteri, anche su quelli patogeni. Quindi è un dato importante. Analisi chimiche più approfondite sono state fatte anche da altri nostri compagni di chimica che andavano a studiare appunto le sostanze chimiche presenti in quell'acqua, e possiamo andare a notare che anche la percentuale di abbattimento, per esempio, di sostanze chimiche come i nitrati sia comunque aumentata. Un impianto di fitodepurazione porta notevoli vantaggi perché appunto, come possiamo vedere qui nella slide, i costi minimi di costruzione e manutenzione degli impianti, infatti l'impianto di fitodepurazione è caratterizzato sostanzialmente da arbusti, abbattimento dei contaminanti chimici e della carica patogena dei liquami, come abbiamo potuto vedere dai grafici, l'indipendenza della fornitura energetica, appunto essendo di origine naturale non ha bisogno di energia per mantenersi, e integrazione nel paesaggio naturale. Questa integrazione porterà alla creazione di una biodiversità con fauna e flora caratteristiche, quindi comunque anche un popolamento del territorio di specie animali, eccetera, che magari con l'uomo non hanno potuto esserci. E comunque anche questa presenza naturale può creare la formazione, insomma, di zone in cui l'uomo può, insomma, mettersi a contatto con la natura. Le azioni proposte, quindi la slide successiva, appunto per creare maggiormente impianti di fitodepurazione e incrementare le superfici regionali destinate alle aree acquatiche protette, ma non tutte le superfici regionali, cioè nel senso non è che siamo obbligati a spopolare certe persone,
basterebbe anche utilizzare delle aree che in questo momento sono abbandonate e appunto portare gli impianti reflui in quelle zone. Creazione di nuovi impianti di fitodepurazione appunto in quelle aree più dismesse e poi incentivi alla creazione di una fascia tampone boschiva lungo i perimetri dei terreni agricoli e appunto nei canali attorno ai campi, per esempio, utilizzare piantare arbusti con rapido accrescimento e con radici ramificate che, per esempio, no, come i pioppi o i salici, che andrebbero a trasformare la sostanza inorganica in sostanza organica e quindi meno inquinante per l'uomo. E niente, noi abbiamo finito. Come scuola ringraziamo appunto per l'ascolto e comunque io e Francesco non siamo i soli ad aver partecipato a questo progetto, hanno partecipato tutte le 3 quarti di chimica dell'Istituto Tecnico Levi e 5 ragazzi per ogni classe seconda tra le 12 appunto seconde. E basta. Grazie mille, grazie Gabriele, grazie Francesco. Passiamo dunque al prossimo istituto, l'Inaudi Scarpa di Montebelluna con Giada Nicoletti. Allora, buongiorno, sono Giada, sono una studentessa dell'Inaudi Scarpa di Montebelluna e a questo progetto hanno partecipato 2 classi, 2 quarte, AFM, e ci siamo concentrati soprattutto su 2 goal. Allora, ci siamo concentrati sul goal 12, quindi consumo e produzione responsabili, e ci siamo concentrati sul target 8 e 6. Allora, il target 8 abbiamo detto si basa che tutte le persone devono ricevere delle informazioni per acquistare in modo sostenibile. Negli ultimi anni si stanno diffondendo tutti i prodotti bio e tutto, però non ci sono mai state pubblicità, incentivi che hanno condotto le persone, i consumatori, ad acquistare questi prodotti. Allora, ad ogni proposta abbiamo dato il titolo di Ven Ecco. Allora, abbiamo preso la parola Veneto, abbiamo tolto la T e abbiamo aggiunto la C. E ad ogni proposta abbiamo appunto accompagnato un slide successiva, c'è la nostra proposta. Allora, è una proposta molto innovativa, a mio parere, e praticamente ogni volta che andrò ad acquistare un prodotto ci sarà c'è la possibilità per il cliente di vedere questo video informativo. Alla fine di ogni video ci sarà dato questo questionario e in base alle risposte giuste ci sarà dato uno sconto. In questa proposta però molto importante è il ruolo della regione, perché oltre ad occuparsi della realizzazione del video ci saranno molte spese per tutti i negozi che andranno a effettuare questa proposta, perché devono anche concedere degli sconti, quindi la regione dovrà andare a sostenere queste imprese. Molto importante sarà poi anche raccogliere tutti i dati che sono stati raccolti appunto, quindi il numero di risposte giuste, per capire anche quanto le persone sappiano dello sviluppo sostenibile, perché noi ne parliamo tanto, ma molte persone magari non sanno benissimo cosa vuol dire. Nella slide successiva ci siamo occupate del target 6, ovvero incoraggiare le imprese ad adottare delle pratiche sostenibili. In questo target faceva riferimento soprattutto alle imprese di grandi dimensioni, però sappiamo che in Veneto ci sono piccole e grandi imprese, non ci sono moltissime imprese di grandi dimensioni. Quindi nella slide successiva appunto abbiamo detto che è molto importante il ruolo della Camera di Commercio, che deve svolgere la funzione di intermediario tra le aziende e la regione, individuando quindi degli indicatori che possono essere utilizzati dalle imprese e inserire poi nel bilancio ordinario. Anche qui è molto importante il ruolo della regione, perché oltre a individuare tutti gli indicatori deve anche occuparsi di dare degli incentivi alle imprese, quindi attraverso la pubblicità, ma anche ad esempio pagare meno tasse oppure attraverso dei corsi gratuiti di formazione. Poi ci siamo concentrati sul goal 8,
il goal 8 è ovviamente lavoro dignitoso e crescita economica. Allora, entro il 2030 ci si è posti l'obiettivo di raggiungere una piena occupazione sia degli uomini che delle donne, ma anche delle categorie protette. Abbiamo detto però che abbiamo già detto che ovviamente in Veneto ci sono piccole e grandi imprese. Nella slide successiva abbiamo scritto che deve essere emanata una legge regionale per l'assunzione delle categorie protette. Allora, esiste già una legge regionale per l'assunzione delle categorie protette, quindi ogni 15 dipendenti, un'impresa, un'azienda, è obbligata ad assumere una dipendente della categoria protetta. Il problema è che in Veneto, appunto, ci sono poche grandi imprese, quindi noi proponiamo di abbassare questo numero, quindi ad esempio ogni 8-10 dipendenti assumere un lavoratore della categoria protetta. Anche qui la Regione dove gli incentivi economici e promuovere attraverso canali istituzionali, quindi attraverso la pubblicità, ma anche attraverso dei corsi gratuiti, quello che si sta facendo, quindi attraverso l'assunzione delle categorie protette. L'ultimo target che abbiamo preso in considerazione è il target 6, quindi diminuire i disoccupati, i giovani disoccupati. Allora, ci sono moltissimi giovani che a fine scuola non sanno bene cosa fare, se andare a lavorare, andare all'università. Allora, quando finisci scuola è molto difficile pensare a cosa si farà dopo, perché la scuola e il lavoro sono due cose separate e a scuola non ti insegnano come andare a lavorare. Quindi è necessario accompagnare gli studenti non solo quando si è a scuola, ma anche dopo. Per questo abbiamo individuato delle proposte nella slide successiva. Allora, oltre a migliorare l'efficacia delle attività di formazione, quindi si svolge l'attività di formazione, però è anche importante verificare il risultato dei corsi di formazione, quindi un controllo. Inoltre abbiamo pensato anche a migliorare la comunicazione attraverso l'uso dei social. I social, la tecnologia negli ultimi tempi hanno una notevole importanza. Per questo si cerca appunto di favorire l'incontro, di intraprendere delle azioni di comunicazione con i giovani attraverso i social e favorire l'incontro tra l'azienda, l'impresa, e per capire anche come è formato il tessuto produttivo del nostro territorio. Con questo abbiamo finito e niente, volevo ringraziare tutti e augurarvi buone vacanze. Grazie mille Giada. Allora, passiamo al prossimo istituto, il Trissino di Valdagno. Dovrebbero esserci Alice Dal Lago e Lorenzo Terzo. Sì, eccoci qui. Allora, io sono Alice e insieme a Lorenzo e Angelica sono qui a rappresentare il liceo Gigi Trissino di Valdagno. Noi come scuola ci siamo soffermati sui goal 8, 12 e 14 e in questa presentazione vogliamo soffermarci su appunto 3 nuclei tematici principali, quindi il turismo, gli acquisti responsabili, in particolare di cibo, e il consumo responsabile di esso, e l'ambito scolastico a cui noi siamo particolarmente affezionati perché prima di tutto ci sentiamo studenti. Quindi passo subito la parola a Lorenzo che inizia col turismo. Grazie a tutti intanto. Allora, io sono Lorenzo e adesso vado a parlare quindi del turismo sostenibile. Innanzitutto abbiamo deciso di mettere come titolo cittadini responsabili, turisti responsabili. Questo perché prima di essere turisti noi siamo cittadini, quindi per sensibilizzare gli altri dobbiamo prima essere sensibilizzati noi. Quindi dobbiamo essere noi i primi a voler esprimere la nostra voglia di fare, di essere cittadini educati proprio. Questo come? Troppo poco spesso si vedono negli hotel, per esempio, cestini differenziati
di solito si butta tutto sul secco. Questo secondo me non può essere accettato, anzi secondo noi non può essere accettato perché è qualcosa di scandaloso, insomma. Quando si potrebbero fare miliardi di cose divertenti, perché alla fine i turisti vengono per divertirsi. Quindi ci sono miliardi di idee che si possono effettuare, che si possono creare per far divertire questi turisti e allo stesso tempo per sensibilizzarli e per aiutare quello che è il nostro territorio, quello che è il territorio mio e di tutti gli altri. Questo come? Si possono promuovere campagne come le passeggiate ecologiche, dove un giorno alla settimana in un hotel è prevista questa passeggiata dove quelli che aderiscono fanno queste escursioni immersi nella natura, quindi già questo può sensibilizzare la persona e in più pulire quello che è la nostra terra. Pulire quello che è la nostra terra e farlo come? Farlo divertendosi, ma in più per incentivare ancora di più questo aspetto si può essere premiati con dei buoni sconto, per esempio per andare a visitare musei, librerie o per i trasporti pubblici. Quindi è un maggiore invito ad utilizzare questi trasporti invece che usare 100 macchine, usare qualche bus sarebbe veramente migliore, lo sappiamo tutti. O comunque chi non ha voglia di andare a vedere un museo. Sono comunque opportunità, già l'uscita, l'escursione nel verde può essere una grande opportunità per tutti per scoprire quello che è il nostro territorio. E se in più ci sono questi incentivi si è sempre più motivati. Noi abbiamo anche messo rendere più severe le leggi anti-inquinamento perché troppo spesso si vedono turisti ma comunque anche cittadini in luoghi di turismo dove le cartacee si buttano ovunque, ci sono pochi controlli e diciamo che troppo spesso si fa ciò che si vuole. Ecco, qui conclude, lascio la parola ad Alice. Ok, allora nella prossima slide vogliamo parlare del cibo responsabile, dell'acquisto e del consumo del cibo in modo responsabile. Infatti noi spesso fortunatamente ci troviamo davanti a delle scelte da consumatori su come acquistare, cosa acquistare e noi vogliamo proporre delle cose che i consumatori possono mettere in pratica per rendere le loro azioni più sostenibili. Ad esempio, organizzare dei corsi di cucina creativa utilizzando gli avanzi, quindi per far conoscere ai consumatori, quindi a noi prima di tutto, delle modalità in cui possiamo riciclare il cibo senza buttarlo via e senza sprecarlo. Prevedere un'etichetta che riporti l'impronta ecologica del prodotto in modo tale che il consumatore sia informato su quello che va ad acquistare e sarebbe bello che prima dell'acquisto si potesse dare un'occhiata più dettagliata a come è stato creato il prodotto, da dove deriva e quindi l'inquinamento che porta all'acquisto di questo prodotto. Proponiamo anche di prevedere etichette che contengano ricette sulla cucina del riciclo, quindi magari senza i corsi, uno semplicemente comprando un prodotto nella confezione stessa trova delle idee che può mettere in pratica per riciclare il prodotto stesso se non lo utilizza del tutto nelle ricette, eccetera. Sgravi fiscali sulle tariffe dei rifiuti per chi ricicla tanto e si impegna a farlo correttamente, i controlli possibilmente maggiori per le aziende che praticano i prodotti sostenibili e soprattutto per noi è importante l'informazione perché prima di tutto per poter agire bisogna sapere dove si va a agire
e come si può agire nel modo più corretto. Quindi informare i consumatori e tutti i cittadini su, ad esempio, in questo ambito, gli effetti del consumo di carne, sia sull'uomo che sull'ambiente, dato che è un argomento molto importante e che molto spesso si sottovaluta, e invece è un grande cambiamento dell'ambiente, anche solo un piccolo acquisto di un solo cibo. E infine incentivare l'acquisto di prodotti vegetali a chilometro zero, quindi senza trasporto, che molto spesso è la parte che inquina di più nella produzione di un prodotto e nel consumo, quindi cercare di concentrarsi nel consumare cose nostrane, quindi che non inquinano nel trasporto, eccetera. Ecco, per questo argomento è concluso qui, passo di nuovo la parola a Lorenzo. Perfetto. Passiamo all'ambito scolastico, quello che noi ci sentiamo più vicino, quello che noi viviamo più a lungo, quello che noi viviamo tutti i giorni, perché noi prima di tutto siamo studenti. E quindi abbiamo voluto mettere una sola slide apposita per gli ambiti scolastici e quelli che possiamo fare noi tutti i giorni a scuola. Parto subito da magari le idee più scontate, ma che secondo me quelle più scontate sono anche quelle magari più efficaci, perché alla fine chi sa parlare col cuore, magari in un'assemblea organizzata dalla scuola, e sa prendere tutti gli studenti, fa molto di più di tante altre cose, di tante altre parole buttate là, perché almeno io ho visto che nella nostra scuola ci sono molti studenti, molti ragazzi, molti cittadini che vogliono sapere, vogliono curare quello che è il nostro territorio. Oltre alle assemblee si possono fare molte altre cose, per esempio le borracce, invece di sprecare tanti bicchieri di plastica, o magari distributori di acqua con i bicchieri riciclabili in carta riciclata, e questo può essere un altro punto fondamentale. Abbiamo anche poi messo di prevedere un orto giardino curato dagli studenti, perché appunto dobbiamo essere noi a sentirci primi ad occuparci di questa faccenda, perché è sempre bello dire agli altri quello che devono fare, ma se questa cosa non parte dall'interno, da noi, serve a poco. Quindi dobbiamo essere noi i primi ad essere sensibilizzati. Come detto, nella scuola ci passiamo la maggior parte della nostra vita, quindi, o almeno di quello che stiamo vivendo adesso, quindi secondo me è fondamentale. Secondo noi è fondamentale. Inoltre abbiamo messo anche istruzioni in aree rurali, o comunque uscite in zone verdi, sempre appunto per lo stesso argomento, quello di essere abituati a vivere nel verde, a vivere nel nostro territorio, a rispettare quello che è la nostra terra. Ecco, qui finisco e ringrazio per l'attenzione. Allora, volevo ringraziare appunto gli studenti del Trissino di Valdagno, che tra l'altro so che hanno anche appena terminato la verifica di filosofia e quindi si sono catapultati in questo contesto, quindi spero sia andato tutto bene. Qua è andato tutto perfettamente. Allora, adesso facciamo un salto e quindi io mi scollego perché per appunto presentare adeguatamente i ragazzi del Severi di Padova hanno fatto una presentazione con dei filmati, e quindi adesso attendete che condivido io lo schermo. Quindi intanto introduco Daniel Nistor, o Nistor, non so se l'ho pronunciato Nistor. bene. Buongiorno. Perfetto, allora ti colleghiamo un secondo, stai lì. Ok, perfetto. Ok. Allora,
Scusate, c'è una domanda sulla chat riguardo a una professoressa che ha chiesto riguardo a un liceo artistico, che forse era in coda. Allora, il liceo artistico Munari è successivamente all'ITIS Severi di Padova. Allora, Perfetto. Vai. il lavoro è stato fatto da alcuni ragazzi di 2 classi seconde digitali dell'indirizzo informatica e abbiamo deciso di fare delle proposte relative ai goals 7, 13 e 14 da attuare nel nostro istituto e non solo. Allora, il goal 7 è quello dell'energia solare a scuola. Per incentivare l'utilizzo dell'energia green, proponiamo l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di tutte le scuole, che abbiano ovviamente uno spazio adeguato in cui installarli, e soprattutto degli istituti tecnici come il nostro, che consumano molta energia elettrica a causa del laboratorio per le materie pratiche come informatica, nel nostro caso. Se va avanti, c'è anche una tabella in cui vediamo i dati di produzione di energia elettrica dei pannelli solari in relazione sia all'area e ai vari moduli che si trovano nel mercato. Nel video si può vedere l'area disponibile per l'installazione dei pannelli fotovoltaici nella nostra scuola. Qui c'è la tabella con le varie, diciamo, i dati di produzione di tutti i moduli presenti nel mercato che si potrebbero installare per agevolare e quindi per diminuire l'utilizzo di energia elettrica. Successivamente il goal 13. Per quanto riguarda l'inquinamento, abbiamo analizzato le maggiori fonti di emissione di anidride carbonica in Veneto e come riportato nella tabella che è nella prossima animazione, abbiamo visto che i veicoli a motore sono i contribuenti che in percentuale maggiore liberano CO2. Quindi vorremmo proporre a chi va a scuola, cioè a chi frequenta un istituto o a chi va a lavoro di andarci in bici. Ma facendo una valutazione delle piste ciclabili di Padova, si può vedere che le piste che non sono molto adatte e quindi diciamo che proponiamo una ristrutturazione di tutte le piste ciclabili. Nella prossima animazione possiamo vedere i tratti di piste ciclabili da Tombelle fino a Padova e da Caloneghe fino a Padova, in cui molti tratti sono praticamente distrutti, in cui non ci sono piste effettive. Una seconda cosa che vorremmo proporre è per ridurre lo spreco di carta, diciamo, installare degli asciugatori elettrici che verranno alimentati dai pannelli fotovoltaici installati, ricollegandoci quindi anche al goal 7, in modo da ridurre lo spreco di carta che comunque è abbastanza grande in qualsiasi scuola. Nel goal 14 abbiamo deciso di proporre l'utilizzo di borracce. È una proposta molto semplice ma molto efficiente, dato che il consumo di plastica negli ultimi anni è diventato un problema enorme grazie alle isole enormi di plastica che ci sono nell'oceano. Abbiamo deciso di proporre l'utilizzo di borracce, ma in molti casi non è neanche possibile riempirsi la borraccia a causa delle tubature e dei lavandini in condizioni poco adatte. Un'altra cosa è cambiare tutti i bicchierini di plastica del caffè o comunque delle macchinette con bicchierini ecologici di carta riciclata, in modo da non sprecare sempre, ogni giorno, un sacco di bicchierini di plastica inutilmente. Proponiamo, per quanto riguarda l'utilizzo delle borracce, che in ogni istituto ci siano delle borracce di istituto distribuite a qualsiasi studente e che vengano installati anche dei filtri per depurare l'acqua da posizionare nei vari corridoi in modo da incentivare l'utilizzo delle borracce e limitare il consumo delle bottigliette di plastica. Qui c'è un video in cui un nostro compagno va a riempirsi la borraccia, ma i lavandini non sono molto, diciamo, invitanti, e nella prossima animazione c'è una foto dei lavandini.
Per quello che abbiamo fatto noi è finito qui. Ringraziamo tutti per l'ascolto e spero che le nostre proposte possano essere utili a qualcuno e che vengano attuate in tutte le scuole. Ora, grazie mille. Allora ripartiamo con la presentazione dal mio PC. Abbiamo l'Istituto Munari di Vittorio Veneto, Maria Luce Marcon. Sì, eccomi qua. Mi sentite? Allora, sì, ti sentiamo. Ok. Dovremmo esserci, perfetto. Allora, buongiorno a tutti, sono Maria Luce e parlo a nome delle prime e delle seconde del Liceo Artistico Bruno Munari di Vittorio Veneto e come obiettivo abbiamo scelto il numero 13, ovvero la lotta contro il cambiamento climatico. Questa qua però non è la nostra slide. Allora, aspetta che hai ragione. C'è che ritorno. Ok. Perfetto, grazie mille. Allora, come dicevo, abbiamo scelto l'obiettivo 13, che è la lotta contro il cambiamento climatico e che ha appunto come scopo quello di promuovere azioni a tutti i livelli per combattere il cambiamento climatico. E in particolare ci siamo interessati alle sezioni 13.2 e 13.3. Per organizzare meglio il lavoro ci siamo organizzati in tematiche fondamentali che poi abbiamo diviso in azioni realizzabili. La prima tematica è quella della sensibilizzazione e della comunicazione perché è la base per raggiungere qualsiasi obiettivo e progetto e in particolare proponiamo di sensibilizzare enti pubblici e privati e di parlare con aziende per ottimizzare la loro funzionalità ecologicamente positiva. Per fare un esempio, piccoli e grandi supermercati possono essere incentivati a una rivendita consapevole dei prodotti difettati, quindi ridurre al minimo gli sprechi e allo stesso tempo aiutare enti come il Banco Alimentare. E poi sensibilizzare ancora ulteriormente gli studenti perché in questo modo tramite blog, giornalini online o pagine sui social può crescere una generazione consapevole dei problemi ambientali e del mondo in generale. La seconda tematica è quella di rendere attivi i cittadini perché solo quando tutta la popolazione sarà unita per una causa comune riusciremo a raggiungere l'obiettivo e quindi abbiamo proposto di piantare più alberi anche nel privato. Una bella tradizione o iniziativa che si potrebbe incentivare è quella di piantare alberi nei momenti importanti della vita come nascite di un figlio, il battesimo, matrimoni, lauree e compleanni. Quindi in queste occasioni piantare degli alberi così c'è una bella tradizione per i cittadini e che allo stesso tempo aiuta anche l'ambiente. E poi organizzare eventi collettivi di raccolta dei rifiuti, come fa il WWF una volta all'anno, anche a livello cittadino, comunale e addirittura anche scolastico, si possono organizzare queste giornate di raccolta dei rifiuti lungo le strade, per farla semplice, però con più frequenza, non basta più una volta all'anno, siamo arrivati a un livello in cui bisogna lavorare con frequenza. Prossima slide, grazie. E la terza tematica è quella degli uffici consapevoli. Il termine uffici generalizza quello che volevamo intendere perché parliamo anche di scuole e infatti come obiettivo della terza tematica abbiamo pensato a rendere anche la vita lavorativa e scolastica ecosostenibile. La prima azione è quella di ridurre, possibilmente eliminare totalmente la plastica dai distributori. Uno dei modi per farlo è incentivare, come hanno detto anche gli altri gruppi, l'utilizzo di borracce. Nella nostra scuola, prima del Covid, ci eravamo già mossi per farlo. I rappresentanti di istituto avevano trovato una ditta che avrebbe prodotto delle borracce per la nostra scuola, poi si è fermato tutto, ma so già che l'anno prossimo ricominceremo con questo progetto. E bicchieri di carta per il caffè. Anche questa è una cosa che la nostra scuola fa e da settembre avremo solo bicchieri di carta, appunto. E quello che ci aveva fermato da fare la transizione dalla carta alla plastica negli anni passati
era quasi sempre un motivo economico, perché come stanno le cose adesso veniva a costare molto di più. Però alla fine ce l'abbiamo fatta a fare il cambio e siamo fiduciosi che quando tutte le scuole e gli uffici faranno questo cambiamento, avere bicchieri di carta riciclata o riciclabile sarà anche economicamente più vantaggioso. Poi raccolta di materiali di scarto. Materiali di scarto intendiamo pile scariche, tappi di sughero, olio esausto, tappi di plastica rigida o comunque piccoli oggetti di plastica rigida e anche la stoffa. Ho citato la stoffa perché abbiamo pensato a questa raccolta di materiali di scarto per poi poterli riutilizzare in futuro. Ci sono delle scuole come la nostra e anche delle piccole ditte, piccole fabbriche che a partire dalla stoffa possono realizzare anche delle mascherine che in questi mesi servono tantissimo, e poterle ricavare da stoffa o materiale riciclato è un aiuto economico e anche ecologico. E l'ultimo punto degli uffici consapevoli è la banca del riciclo. È un progetto che abbiamo pensato in cui vengono installati dei distributori o degli sportelli che in cambio di una corretta raccolta differenziata elargiscono ricariche telefoniche, biglietti per la corriera o biglietti per l'autobus. È un aiuto ecologico perché in questo modo il riciclo viene fatto in maniera corretta e anche economico per studenti e non solo. L'ultima tematica è quella un po' più delicata perché tutte queste belle iniziative non sono niente se non vengono rispettate dai cittadini, e quindi qua entrano in gioco le forze dell'ordine e in caso di trasgressioni bisogna anche sanzionare i trasgressori, perché è brutto dirlo, ma le sanzioni sono comunque degli amari introiti per lo Stato, e quindi queste sanzioni, queste multe sarebbero un aiuto sia economico per lo Stato sia ambientale, perché in questo modo molte meno persone tenderebbero a abbandonare i rifiuti per strada o a inquinare. E basta, questo è tutto quello che avevamo da dire. Lascio la parola alla prossima scuola e auguro a tutti delle buone vacanze. Grazie infinite Maria Luce. Allora passiamo con l'ultimo intervento, l'ultima scuola in programma. Abbiamo l'Istituto Don Fogazzaro con Marco Gumiero. Buongiorno a tutti. Noi dell'Istituto Fogazzaro abbiamo scelto l'obiettivo 11, ma abbiamo deciso di esporre l'obiettivo 11.2 e 11.4 per essere precisi, e iniziamo col primo, 11.2, muoversi meglio, vivere meglio. Il primo punto parla del fatto che ovviamente molti autobus sono a diesel, ma non si possono buttare via per i costi e tutto. Tuttavia questi autobus hanno un pregio. Il motore può essere rifornito del 30% di carburante con GPL anche, che il GPL inquina molto meno, quindi troviamo una soluzione temporanea a tutti gli autobus diesel che ancora abbiamo. Poi ovviamente in futuro ci si augura che i futuri mezzi acquistati per il trasporto pubblico siano elettrici o a metano, quindi con molto meno impatto ambientale. Il terzo punto mi sta ovviamente molto a cuore perché da studente so i problemi del trasporto pubblico. Autobus a 2 piani negli orari di punta e minibus a chiamata per le tratte più disagiate e negli orari serali, che ci sono posti in cui di solito i trasporti pubblici spesso non vanno, anche se ovviamente ci sono comunque persone che hanno bisogno. E inoltre, ovviamente questi punti noi li avevamo scritti prima dell'epidemia, ma adesso, con la storia del virus, gli affollamenti nei mezzi pubblici sono un problema, e ovviamente anche la questione di più trasporti pubblici e anche più ampi, come a 2 piani, può essere d'aiuto alla situazione anche in futuri casi, se il virus tornasse l'anno prossimo, se avessimo futuri casi di epidemie. Il quarto è già in atto in diversi capoluoghi di provincia del Veneto, il bike sharing, che ovviamente è un trasporto pubblico che assolutamente non inquina e che è anche molto utile perché, essendo pubblico, una persona può prenderlo e andare dove vuole con la bici senza dover sostare a fermate predisposte nel tragitto degli autobus e poi farsi gli ultimi chilometri a piedi. Avanti, grazie.
Il secondo punto, l'11.4, un mondo in verde per un futuro splendente, e i primi 4 punti e il 6 si riferiscono tutti a un aumento del verde in città, che erroneamente spesso viene visto come uno spreco, ma in realtà ha diversi pregi. Per esempio, a parte l'ovvio di abbassare il livello di CO2, quindi l'inquinamento dell'aria, il che aumenta la salute, eccetera, ha anche, ovviamente, per assorbimento della CO2 l'effetto di diminuire le temperature, tanto che a volte si creano proprio veri e propri, come dice il punto 6, microclimi urbani nelle aree verdi e nei corridoi verdi. Oltre a ciò, ha anche un effetto sociologico non indifferente il verde, perché un ambiente più pulito, più bello e anche più verde è dimostrato che ha un effetto psicologico sulle persone calmante. Infatti i dottori negli ospedali si vestono di verde e si è notato anche che un ambiente, una società e una cittadina comunque puliti e verdi, in queste zone c'è anche una minore criminalità addirittura, quindi ha anche un effetto sociologico oltre che ambientale e di salute importante. Un altro punto è riutilizzare le acque piovane per irrigare il verde pubblico, così da non sprecare altre risorse e usare quelle che già abbiamo. Installare alberi fotovoltaici che sono già attivi in altre città europee e sono appunto pannelli solari praticamente a forma d'albero. E poi ci sono i punti 5 e 8 che sarebbero un unico punto in realtà, che sono per diffondere questi comportamenti e queste azioni sia nell'amministrazione sia per la popolazione. Il quinto è per la popolazione, cioè inserire incentivi e pressioni normative affinché appunto il cittadino comune si senta invogliato a installare pannelli solari sulla casa, a un recupero di acqua piovana e altro. L'ottavo invece è appunto avviare campagne di informazioni che spesso i comuni o le regioni avviano attraverso i mass media sui benefici del verde urbano, che spesso viene considerato solo una spesa, non solo dalle persone comuni, ma anche purtroppo a volte dalle amministrazioni, e ci si augura appunto che la regione invoglia i comuni a pensare più green e a pensare alle qualità di aree verdi più diffuse nell'ambiente urbano, piuttosto che abbatterne il numero. E l'ultimo punto, il 7, promuovere l'uso del verde scolastico a fini didattici. Quasi tutte le scuole hanno un'area verde, ma sono poco usate anche per scopi ricreativi, e invece sarebbe bene usarli per motivi, oltre che ovviamente di gare o di scienze motorie, anche per fini didattici come orti, serre verdi e lezioni all'aperto, che sono anche più piacevoli di quelle al chiuso molto spesso. Ed ecco, ho finito e grazie per l'attenzione. Allora, grazie a tutti, siamo stati straordinariamente precisi, quindi volevo chiedere anche al dottor Guolo se vuole fare una valutazione finale prima di dare la parola al nostro primo esperto tecnico, che non riuscirà ad essere Piero Pellizzaro, in quanto è stato convocato, visto che questi collegamenti a distanza in verità non aiutano anche e rischiano di dover sovrapporre gli impegni, però in verità in sua sostituzione abbiamo la sua collega Ilaria Giuliani, che è già collegata con noi, della Resilience Office del Comune di Milano, che è praticamente uno degli uffici che si occupano delle strategie sullo sviluppo sostenibile, diciamo, più avanzate. Poi ne parlerà lei, però se il dottor Guolo voleva fare un ultimo commento mentre predisponiamo il collegamento e la presentazione della dottoressa Giuliani. No, io volevo fare solo le congratulazioni ai ragazzi, perché come avevamo peraltro già visto nel materiale che avevano già trasmesso, sono stati molto pragmatici ed operativi. Noi ci sentivamo anche via WhatsApp durante le presentazioni, faremo in modo che tutto questo arrivi anche nella parte più operativa alla Regione. Il nostro compito sarà anche di confezionare più o meno in modo omogeneo tutte quante le proposte e vedremo poi
noi sapete abbiamo come ARPAV, quindi siamo in mezzo fra voi e la Regione, abbiamo la speranza che questo forum dei giovani per la sostenibilità, come insomma è stato chiamato questa cosa, sia un evento annuale. Stiamo lavorando per renderlo un evento annuale, quindi progressivamente potremo anche dare visibilità a quanto è stato fatto sulle singole proposte e lavorare assieme magari anche sugli indicatori di alcune delle iniziative proposte. Io non avrei altro da aggiungere, non so se ci sono qualche intervento, se no, come diceva Marco Pollastri, lascerei la parola a Ilaria Giuliani del Comune di Milano. Sì, allora, io adesso... Intanto buongiorno a tutti. Ecco, perfetto. Ilaria. Grazie per l'invito, grazie anche a nome di Piero che doveva essere qui, lo sostituisco, io sono la sua vice, e ciao a tutti i ragazzi. Allora. Aspetto la presentazione, giusto Marco? Collego la presentazione, arrivo subito. Ok, io la vedo. Perfetto. E Grazie. quindi dico a te quando andare avanti, corretto? Grazie. Ok. Allora, di nuovo buongiorno a tutti, io sono Ilaria Giuliani, lavoro per la direzione città resilienti del Comune di Milano e vi racconterò un po' di cosa si tratta, che tipo di direzione siamo e che tipo di lavoro facciamo. Spero di non annoiarvi e di non usare troppi tecnicismi da pubblica amministrazione, in caso qualcuno mi faccia un cenno e provo a risettare il linguaggio. Io appunto sono quella che viene chiamata Deputy Chief Resilience Officer, ovvero appunto la vice del Chief Resilience Officer, che è Piero Pellizzaro, e ora vi racconto in che modo queste figure sono strutturate dentro appunto l'organigramma del Comune di Milano. Andiamo pure avanti. Allora, sono un po' di slide, Marco, eventualmente se vado lunga interrompetemi in alcuni momenti, o se pensate che ci sia qualcosa di più interessante di altro e più utile per i ragazzi, assolutamente nessun problema. No, dico appunto ai ragazzi o anche ai professori o anche agli altri ospiti, se vogliono appunto anche condividere domande nella chat, così facciamo proprio l'interazione, l'interattività a massimo livello. E poi sì, dimmi tu, vai pure, tanto assolutamente siamo nei tempi, spero che non siano già distrutti i ragazzi dopo un paio di ore di collegamento, ma mi sembra che sia stata abbastanza animata la mattina, grazie mille, procedi pure. Ok, allora questa slide solo per introdurvi a un concetto che certamente conoscete già, che appunto è quello della resilienza, è un termine che negli ultimi anni è entrato con forza, diciamo, nelle conversazioni, ma anche nelle agende pubbliche delle pubbliche amministrazioni. È un concetto che in realtà ha delle origini diverse da quello, diciamo, dell'ambito urbano del governo del territorio ed è applicabile, come vedete da questa slide, a più ambiti, appunto dalla fisica alla psicologia all'ecologia. Il modo in cui noi abbiamo cercato di introiettarlo e farlo nostro in realtà riprende un po' le diverse applicazioni in cui questo concetto può essere utilizzato. Andiamo pure avanti. La resilienza urbana, appunto, per partire da alcuni assunti di base, è la capacità di individui, comunità, istituzioni, imprese di sopravvivere, adattarsi e crescere a prescindere da quali stress cronici e shock acuti subiscano. Questa è una definizione che deriva da il network internazionale di cui il Comune fa parte, che è quello appunto di, diciamo, chiamiamolo 100 città resilienti, anche se negli ultimi mesi ha avuto un'evoluzione e ha cambiato nome, e ora si chiama Global Resilient Cities Network. Diciamo che la sua formula più famosa è quella delle 100 città resilienti. Andiamo pure avanti. Ci sono appunto degli assunti di base da cui è scaturito lo sviluppo di questo network. Ora vi racconterò come è strutturato il network e le modalità con cui il Comune di Milano ha deciso di aderire.
In questa slide proviamo un po' a ricostruire quelli che sono i temi di cui il Network 100 Città Resilienti ha fin dall'inizio voluto occuparsi e quali sono le modalità con cui si è fatto e in che modo viene concepito, diciamo, l'oggetto città e il relativo sviluppo a partire dalla capacità di resilienza delle città che aderiscono al network. Andiamo pure avanti. Questo è appunto il cronoprogramma di quella che è la storia appunto della nostra direzione, della direzione Città Resilienti. Come vi dicevo, facciamo parte di questo network che si chiama 100 Città Resilienti. Il network nasce, è uno dei tanti network internazionali che si sono sviluppati negli ultimi anni, diciamo, a partire dal tema del clima e della lotta delle città e delle amministrazioni locali contro il cambiamento climatico. E è un network che nasce nel 2013 a seguito dell'uragano Sandy, per cui un evento catastrofico che ha colpito soprattutto appunto la costa est degli Stati Uniti. In quel momento Fondazione Rockefeller, che è un grosso player soprattutto appunto diciamo mondiale, ma ovviamente appunto a partire dal contesto americano, decide di sviluppare e creare appunto una fondazione dedicata ad aiutare le città a sviluppare la propria capacità di resilienza, per cui essere pronte e reattive a prescindere da quali siano gli shock e gli stress che esse si trovano ad affrontare. Shock e stress sono appunto due concetti chiave, diciamo, in tutta la metodologia di 100 città resilienti, li ritroveremo dopo, nel senso che è un lavoro che abbiamo fatto anche per la città di Milano e è il punto di partenza ovviamente. Per cui Fondazione Rockefeller lancia delle call a cui le diverse città del mondo possono aderire. Il Comune di Milano decide di aderire a questa call nel 2015 e vince. Le città in realtà nel mondo non sono 100, sono un'ottantina. E il Comune di Milano vince con un dossier di candidatura che, diciamo, fin dagli inizi, questa è una cosa su cui spingerò molto nel corso della mia presentazione, spinge con un dossier di candidatura che guarda molto alla sovrapposizione di diversi layer tematici. In particolare in quel dossier l'amministrazione decide di sovrapporre quello che è il rischio idrogeologico per la città di Milano, per cui delle aree che sono localizzate soprattutto nella fascia nord, dove spesso esondano 3 fiumi, tra cui il Seveso, se l'avete sentito nominare, e per cui la sovrapposizione tra questo tipo di rischio e la localizzazione in quelle aree di alcuni quartieri di edilizia popolare. Per cui appunto un rischio ambientale sovrapposto invece a un rischio sociale. Questa sovrapposizione, come dicevo, tra diversi layer tematici è quella che diciamo, è il filo rosso, il fil rouge che ci aiuta a costruire tutta la nostra strategia su cui stiamo lavorando. Scusate. Per cui Milano vince. Da quel momento in realtà il progetto subisce un po' una fase d'arresto a causa del cambio di sindaco, del cambio di giunta. Il progetto viene poi preso in mano nel 2017, quando viene dato l'incarico al Chief Resilience Officer e a me, per cui a Piero e a me. Queste due posizioni sono di fatto due dei benefici che l'adesione al network implica, nel senso che appunto aderire a questo network consente di avere due figure che si dedicano al tema della resilienza dentro il comune, consente di avere una parte di supporto che deriva sia dalla Fondazione Rockefeller stessa, sia da una serie di partner privati e strategici con cui c'è modo di collaborare, e poi appunto tutto il supporto per arrivare allo sviluppo e poi all'implementazione di una vera e propria strategia di resilienza. Questo è di fatto quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni. Il progetto doveva avere una durata di 2 anni. In realtà il Comune di Milano ha deciso di investire maggiormente in questo progetto, per cui resteremo in carica fino alla fine del mandato del sindaco, di fatto 1 anno in più, ovvero fino all'anno prossimo. E il cronoprogramma prevede che ci siano di fatto 2 grossi momenti relativi appunto al lavoro della direzione Città Resilienti. Il primo è quello che vedete qui a novembre 2018, ovvero l'elaborazione di quella che loro chiamano Preliminary Resilience Assessment,
che altro non è che una valutazione preliminare di resilienza, ovvero tutta una parte di analisi del contesto milanese, della città, da appunto elementi ambientali a temi più socio-economici, come vi dicevo prima, e una mappatura di tutti gli attori e degli stakeholder che gravitano nel Comune di Milano, per cui sia interni all'amministrazione ma anche esterni, e che in qualche misura si occupano del tema della resilienza o che in qualche misura hanno messo in piedi azioni di resilienza. Noi abbiamo fatto questo lavoro, l'abbiamo concluso a novembre 2018, per cui di fatto un anno dopo dalla creazione della direzione, e l'abbiamo presentato pubblicamente. Vi racconto questo perché questo tipo di prodotto, ovvero un'analisi sia qualitativa che quantitativa, è stata la base per poi invece avviare diciamo, la parte più corposa di lavoro della nostra direzione, ovvero l'elaborazione di una strategia di resilienza. La strategia di resilienza non è ancora pubblica, nel senso che ha avuto una sua prima versione abbastanza diciamo, definitiva, prima che accadesse il coronavirus. Ci siamo poi ritrovati nella situazione di dover decidere se farla uscire così com'era o prenderci dell'altro tempo per rivedere quanto avevamo... Oh my god. Cosa? Vado avanti? Scusate, ho sentito una voce? Sì, credo sia stato un errore. Ah, ok, perfetto. No, se invece era una domanda, assolutamente nessun problema. Per cui dicevo, la valutazione preliminare, no, abbiamo deciso di prenderci dell'altro tempo, un altro paio di mesi, per aggiornare quanto avevamo previsto all'interno della strategia di resilienza alla luce del tema, diciamo, epidemia globale. Questo lo dico perché, come vedremo dopo, tra gli shock e gli stress che avevamo identificato, appunto il tema dell'epidemia globale non era stato mappato, per cui diciamo, è stata una sfida che abbiamo deciso di cogliere. Andiamo pure avanti. Diciamo, nel corso della vita della direzione noi abbiamo in realtà subito una serie di spostamenti interni, nel senso che è stato fin dall'inizio difficile per una pubblica amministrazione capire di che cosa si potesse occupare una direzione città resilienti e dove poterla collocare, cioè con quali altri uffici e con quali altri settori avremmo dovuto lavorare, quali sarebbero stati i temi cardine, i temi principali di cui ci saremmo trovati ad occupare attraverso la strategia di resilienza. Per cui, questo per dirvi che c'è anche tutta una fase preparatoria nelle modalità in cui una pubblica amministrazione che si occupa di fatto di pianificazione urbana o di governo del territorio fa suo il tema della resilienza e cerca poi di renderlo il più operativo possibile. Passata, diciamo, una fase di spaesamento in cui siamo passati dalla direzione generale alla direzione urbanistica, da settembre 2019 siamo sotto una direzione, diciamo parte di una direzione nuova che è stata creata, che si chiama Direzione Transizione Ambientale. È di fatto la collocazione più adatta, facciamo parte di questa direzione, come vedete qui, insieme all'area energia e clima e all'area risorse idriche e igiene ambientale. L'idea è che appunto si parli di transizione ambientale laddove, oltre ad occuparci di ambiente, proviamo anche a capire e ad occuparci di tutte le ricadute che la questione ambientale può avere su altri temi. Andiamo pure avanti. Ok, e qui provo, andiamo a ricostruirvi brevemente, poi queste slide assolutamente sono diffondibili se si possono interessare, una breve sintesi di quella che vi dicevo essere l'analisi che abbiamo fatto per il Comune di Milano e che abbiamo inserito all'interno della valutazione preliminare di resilienza. Come vi dicevo, è un'analisi a tutto tondo, 360 gradi, non è un'analisi che parte solo da questioni ambientali climatiche, e questo anche un po' sulla spinta, come vi dicevo, di Fondazione Rockefeller e del network 100 città resilienti, che pur avendo, diciamo, preso avvio a partire da un grosso shock ambientale, in realtà poi ha deciso di chiedere alle città che hanno aderito al network di spostare un po' l'attenzione da quel focus e provare invece ad integrare anche con altri temi più appunto da un punto di vista sociale ed economico.
Il Comune di Milano è un comune che si estende su 180 km quadrati con circa in realtà 1.400.000 abitanti. Sapete che Milano ha avuto nell'ultimo decennio ha subito un forte cambiamento, quella che spesso viene chiamata un po', diciamo, nella narrazione complessiva anche un po' dei media e della stampa, una nuova primavera, nel senso che Milano è stata una città spesso un po' chiusa, un po' introversa, grazie ad una serie, diciamo, di congiunture astrali, politiche e di una serie di strategie particolarmente azzeccate dopo Expo e anche adesso un po' grazie al tema delle Olimpiadi che arriveranno nel 2026. Diciamo che Milano ha subito un processo di rinnovamento molto ampio, diciamo. Andiamo pure avanti. Di seguito, appunto, vedete altri dati che abbiamo analizzato. Se prima c'era la componente più socio-economica e quella ambientale, qui appunto si guarda al tema delle occupazioni delle imprese e al tema dei trasporti. Questi chiaramente sono stati tutti elementi e tutti dati, sia, come dicevo prima, qualitativi che quantitativi, che abbiamo utilizzato per poi sviluppare le azioni di resilienza che andrò a raccontarvi molto brevemente. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Una breve sintesi di quella che è stata la valutazione preliminare di resilienza. Prego. E di come l'abbiamo costruita. Siccome appunto, come dicevo prima, il tema della resilienza era comunque di fatto un tema nuovo dal punto di vista operativo e dal punto di vista di pianificazione urbana, abbiamo pensato che, grazie anche appunto alla metodologia offerta dal network 100 città resilienti, pensato che non fossimo poi in grado né come direzione né come amministrazione di poter fare e di poter avviare questo percorso da soli. Per cui tutto il primo anno della vita della direzione è stato dedicato al coinvolgimento di diversi soggetti. Abbiamo di fatto avviato quello che si chiama un percorso di stakeholder engagement, per cui abbiamo messo al tavolo tutti quei soggetti che poi sono stati mappati e raccontati nella valutazione preliminare di resilienza, e di fatto li abbiamo intervistati. Abbiamo cercato di capire con loro quali erano gli ambiti a cui si dedicavano, quali erano le attività che portavano avanti e tra queste attività quali erano quelle che riconducevano maggiormente al tema della resilienza, per arrivare a di fatto due assunti, due diciamo, output fondamentali poi per lo sviluppo della strategia di resilienza. Il primo era che effettivamente intervistando e scambiandoci idee e opinioni con interni all'amministrazione e con esterni e stakeholder, il tema delle infrastrutture e dell'ambiente è emerso come essere quello più critico, per cui c'era la percezione abbastanza condivisa che effettivamente l'amministrazione non si stesse muovendo adeguatamente e in modo sufficiente per far fronte al tema, alla questione ambientale. Andiamo pure avanti. L'altro output fondamentale che abbiamo raggiunto grazie a questo percorso partecipativo, ripeto, sia con altre direzioni del comune sia con soggetti esterni, è quello dell'identificazione degli shock e degli stress. Voi sapete che appunto questo diciamo, è il quadro di partenza cui Milano deve guardare per poi essere più resiliente, semplicemente. In questo quadro gli shock sono quegli episodi che appunto avvengono saltuariamente, gli stress sono invece delle situazioni, delle condizioni croniche cui la città è sottoposta nel quotidiano. Anche qui, come vedete, si tratta di temi di shock e di stress che guardano a più ambiti, per cui non solo quelli legati all'ambiente, alla questione ambientale e climatica, ma anche di nuovo quelli che guardano alla questione socio-economica. Dal punto di vista, per esempio, degli stress vediamo l'esclusione sociale, l'aumento delle diseguaglianze, con particolare riferimento al tema delle periferie, che è molto caro a questa amministrazione. Vediamo l'invecchiamento della popolazione, di contro in una città che invece continua a subire un incremento dei propri studenti provenienti da altre parti d'Italia o dall'estero. Vediamo il tema delle ondate migratorie.
quello che abbiamo capito è che questa fotografia, che ci dice appunto che cosa potrebbe in qualche misura compromettere lo sviluppo urbano della città e quindi limitare la capacità di resilienza di Milano, è una fotografia che ha senso in realtà in un particolare momento storico della città. È una fotografia che, ci siamo resi conto, andrebbe aggiornata costantemente e, come vi dicevo prima, il tema del coronavirus ne è l'esempio lampante, nel senso che appunto, come vedete, nessuno degli attori che abbiamo intervistato si era mai immaginato di inserire il possibile tema di una pandemia all'interno degli show. Di fatto quello è un elemento che ci ha costretto, come dicevo prima, a rivedere quella che era stata la nostra pianificazione e la nostra programmazione. Andiamo pure avanti. Quello che abbiamo fatto a partire da l'elenco degli shock e degli stress e tutta l'analisi qualitativa e quantitativa che abbiamo fatto nella valutazione preliminare di resilienza, l'abbiamo di fatto riassunta in 6 temi. Sono 6 temi che offrono un quadro, secondo noi, all'epoca, perché appunto parliamo di 2 anni fa, era il 2017, poi presentata nel 2018, offriva un quadro sufficientemente esaustivo di quelle che erano le sfide più importanti cui la città avrebbe dovuto guardare. Anche qui di nuovo, insisto su questo punto, parliamo di sovrapposizione tra più temi, per cui il tema dell'acqua, il tema del verde, in particolare in cui Milano, dove cool è nell'accezione inglese di raffrescamento, parliamo del tema dell'abitare, del tema degli affitti, parliamo del tema dell'economia circolare, per cui provare a capire in che modo Milano possa dotarsi di una strategia rispetto al tema dell'economia circolare, parliamo di sicurezza e parliamo di Next As Milano, che diciamo è l'area che in realtà racchiude un po' quanto detto in tutte le altre e prova a capire in che modo Milano, ma soprattutto i milanesi, vivranno in futuro e quindi in che modo la città va allestita, predisposta e infrastrutturata per tenere conto di tutti questi elementi. Andiamo pure avanti. Andiamo avanti. Qui arriviamo al cuore di quello che è il nostro lavoro, ovvero, come vi dicevo prima, la strategia di resilienza. E questo è un passaggio chiave da appunto la valutazione preliminare di cui vi ho appena parlato, ovvero quel quadro analitico interpretativo che abbiamo fatto della città, a invece una vera e propria linea strategica a cui corrispondono diverse azioni. Di fatto, come vedete, questo schema si legge in orizzontale. Dalle 6 aree del Preliminary Resilience Assessment che vi ho appena raccontato, siamo arrivati alla definizione di 3 pilastri, cui corrispondono degli obiettivi e poi delle azioni. Nelle slide che seguono vi farò una breve panoramica su questa parte. È una parte molto densa perché appunto parliamo di diversi obiettivi e diverse azioni. Ci tengo a dire 2 cose rispetto a come abbiamo lavorato, anzi 3. La prima è che appunto tutto questo percorso, di nuovo, sono 3 pilastri tematici che funzionano se letti in modo trasversale e nella loro sovrapposizione, nel senso che ci siamo detti che appunto era difficile occuparci solo di spazi se poi non avessimo, in riferimento al pilastro 2, se poi non ci fossimo anche immaginati come dotare l'amministrazione di nuove procedure che consentissero il miglioramento di quegli stessi spazi. Dall'altra parte, per esempio, ci siamo detti che era impossibile occuparci di spazi se non avessimo anche lavorato direttamente con le comunità e per le comunità per rendere loro stesse più resilienti. Per cui è bene rendersi conto che questo è veramente un modello di sviluppo che va letto sovrapponendo i diversi temi. L'altra cosa che voglio dire è l'aspetto appunto della collaborazione, una collaborazione che per noi è imprescindibile su 2 fronti. Da un lato con il network, la rete 100 città resilienti, loro sono a supporto, ci aiutano, ci seguono e mettono a disposizione di tutte le città che aderiscono e quindi anche a nostra disposizione tutto il lavoro fatto anche da
dalle altre città, per cui è stato possibile confrontarci con città come Parigi, piuttosto che come Melbourne, piuttosto che con Shanghai, per capire in che modo loro avessero sviluppato, a partire dai loro shock e stress, che chiaramente possono avere degli elementi di similarità, ma sono evidentemente molto localizzati e quindi identitari delle diverse città da cui prendono parte, però con loro abbiamo capito in che modo anche loro avessero sviluppato questo percorso. L'altra parte di collaborazione che è inevitabile, e ci tengo a sottolinearlo appunto proprio se vi interessa capire in che modo funziona una pubblica amministrazione, come dicevo prima, una volta capito dove poteva collocarsi una direzione città resilienti all'interno del comune e dell'organigramma, per noi la collaborazione con quasi tutte le altre direzioni è stata fondamentale. Lavoriamo a stretto contatto con la direzione urbanistica, lavoriamo a stretto contatto con la direzione bilancio, per capire in che modo reperire le risorse per le azioni che abbiamo in programma. Lavoriamo a stretto contatto con la direzione economia urbana per capire appunto più rispetto al tema socio-economico come si muovono i diversi attori, le diverse forze, per cui ricordatevi appunto che all'interno di una pubblica amministrazione più si lavora in modo trasversale e meno per silos verticali, più l'output può essere di fatto interessante ed efficiente, anche mi verrebbe da dire. Andiamo pure avanti. Questa appunto è la struttura, come vi dicevo, per cui a ogni pilastro corrispondono degli obiettivi e a ogni obiettivo corrispondono delle azioni. Anche da questi box che vedete qui nella slide si torna il tema della collaborazione, per cui abbiamo lavorato con altri settori e abbiamo lavorato molto con l'università, che è sempre, diciamo, con cui c'è sempre uno scambio proficuo e prezioso. Dall'altra parte abbiamo cercato, uno, di guardare a quello che facevano le altre città che aderiscono al network, come vi dicevo. Dall'altra, tutte le azioni che abbiamo immaginato provano anche diciamo, ad avviarsi, a svilupparsi a partire da un'analisi di fattibilità, ovvero capire che cosa l'amministrazione stava già facendo di simile, in modo da avere degli elementi, delle ancore, diciamo, a cui agganciarci, in modo da essere effettivamente concreti e non immaginare un'azione solo nella sua teoria. Andiamo avanti. Ok, questa è una panoramica di quelli che sono gli obiettivi in riferimento ai 3 pilastri. Come abbiamo detto, i pilastri riguardano il primo, le procedure, ovvero in che modo l'amministrazione può dotarsi di procedure nuove per immaginare uno sviluppo urbano resiliente e sostenibile. Il secondo pilastro riguarda lo spazio, per cui come l'amministrazione può immaginare uno spazio nuovo, pubblico, privato, vivibile, confortevole e soprattutto adattivo in relazione al tema dei cambiamenti climatici. Il terzo riguarda invece la comunità, la cittadinanza e in che modo il Comune di Milano può favorire processi di inclusione e di sensibilizzazione e consapevolezza rispetto alla sua cittadinanza. Non entrerei forse nel merito di tutti gli obiettivi, di tutte le azioni, nel senso che poi magari appunto ve la lascio e provate a guardare se c'è qualcosa che vi interessa di più o di meno. L'importante, come dicevo, è che abbiate bene a mente il fatto che sono 3 pilastri che vanno letti di nuovo nella loro sovrapposizione. L'altra cosa che sottolineo è che delle azioni che poi vedrete nelle successive slide, molte sono sviluppate a partire da delle opportunità che di fatto ci si sono presentate nel corso della vita della direzione. Chiaramente avremmo avuto molti più, non so come dire, molti più desideri. È ovvio che poi per essere il più concreti possibili, il più fattibili possibili, abbiamo dovuto confrontarci con la realtà dei fatti e capire effettivamente che cosa poteva essere fatto e che cosa invece era necessario lasciare indietro per non essere solo astratti, ecco. Andiamo pure avanti. Ok, andiamo avanti. Così vi mostro come è fatto di fatto, come è costruito il pilastro. Anche questo schema si legge in orizzontale, per cui all'interno del pilastro 1 troviamo 3 obiettivi.
ve li leggo: istituzionalizzare la resilienza nelle strutture decisionali della città e favorire lo scambio di buone pratiche, individuazione e definizione di strumenti attuativi e finanziari per la rigenerazione urbana, promuovere un sistema economico circolare e resiliente che coinvolge diversi attori pubblici e privati a scala urbana. Proseguendo in orizzontale trovate le azioni a cui corrispondono i tre obiettivi, e poi trovate, come vi dicevo prima, un minimo di dati riguardo la fattibilità relativa all'implementazione di ciascuna azione, per cui i progetti del comune a cui si agganciano le azioni, quelli che sono i partner, quella che è, diciamo, la questione finanziaria, per cui delle risorse a disposizione, e quelle che sono le tempistiche. Se cambiamo slide vi racconto più nello specifico un paio di azioni, forse. Allora, questa azione riguarda una collaborazione molto stretta, come vi dicevo prima, che noi abbiamo avviato con la direzione urbanistica. Non so quanto siate familiari, diciamo, con gli strumenti di pianificazione urbana, ma tutte le città lavorano a quello che viene chiamato piano di governo del territorio, che è appunto il piano che gestisce tutta la parte di pianificazione e di governo del territorio. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto alla direzione urbanistica di poter integrare nelle strategie della nuova versione del piano a cui si stava lavorando l'anno scorso una strategia molto indirizzata alla riduzione delle emissioni e diciamo, al tema della rinaturalizzazione della città. Questo piano è, in generale, tra tutte le strategie che propone, un piano che guarda molto alla questione verde, alla questione ambientale. Di fatto abbiamo cavalcato l'onda e abbiamo introdotto un vero e proprio articolo, per cui una norma che impone il raggiungimento di alcuni parametri per tutte le nuove, diciamo, le nuove costruzioni che verranno edificate da qui ai prossimi anni, e dei parametri abbastanza stringenti sia per quanto riguarda, come dicevo, la riduzione delle emissioni, e abbiamo introdotto quello che noi abbiamo chiamato indice di riduzione impatto climatico. È in realtà una novità nel panorama italiano, ci siamo ispirati però ad altri strumenti che funzionano in modo simile, applicati da altre città, ne cito alcune tipo il BAF o il RIE, ma senza entrare troppo nei tecnicismi. Appunto l'obiettivo è quello di immaginare da qui al 2030, perché questo è l'orizzonte temporale con cui le strategie del piano di governo del territorio sono state immaginate, una città più verde e che guarda e che governa soprattutto il tema delle emissioni, soprattutto in riferimento al tema, diciamo, dell'edilizia. Andiamo pure avanti. Allo stesso modo un'altra azione appunto che va nella stessa direzione, ovvero insieme a uno dei partner del network internazionale delle 100 città resilienti stiamo in realtà sviluppando una piattaforma online che mappa tutti i tetti della città. Mappa i tetti della città, li rende accessibili e navigabili per l'utente, che può a quel punto, per il cittadino, che può a quel punto diciamo, cliccare il proprio tetto, interrogarlo e capire qual è il potenziale di fotovoltaico, il potenziale energetico del proprio tetto. Questo dovrebbe essere uno strumento intanto per far capire a noi internamente quanto è il potenziale e quanto potremmo fare, soprattutto per gli edifici pubblici, mi viene da dire. Potremmo favorire il percorso di efficientamento energetico a partire appunto da quelli che sono gli edifici di proprietà del comune. Dall'altra un po' sensibilizzare il cittadino rispetto al fatto che ci sono tutta una serie di strumenti che possono aiutarlo a efficientare il proprio edificio e quindi a inserirsi in un percorso di questo tipo. È uno strumento che in realtà non è ancora online, stiamo cercando di capire come procedere, come renderlo navigabile. È però appunto anche questa abbastanza una novità, nel senso che vengono veramente mappati tutti i tetti della città. Andiamo pure avanti. Questo è il pilastro 2, appunto quello che riguarda maggiormente la riqualificazione anche adattiva dello spazio pubblico. Andiamo avanti. Anche qui, rispetto a quello che dicevo prima relativamente al percorso di rigenerazione della città che Milano sta subendo ormai da una decina d'anni, il tema dello spazio pubblico è tornato molto al centro
io direi che 2 sono le grandi strategie su cui l'amministrazione di Milano sta spingendo molto da una decina d'anni a questa parte, appunto uno è lo spazio pubblico, l'altro è il tema delle periferie, che sono ovviamente 2 temi molto collegati tra di loro. 3 obiettivi anche sotto questo spazio: acquisire, elaborare e utilizzare i dati climatici locali, promuovere e implementare il verde in città, promuovere la rigenerazione resiliente dello spazio pubblico. Per cui il tema è la riqualificazione dello spazio pubblico a partire da un'analisi climatica, per cui per provare a capire in che modo lo spazio pubblico possa essere migliorato e rigenerato è necessario prima di tutto dotarsi di quello che è il profilo climatico locale. L'abbiamo fatto insieme a ARPA, che ci ha fornito appunto degli scenari rispetto a come è evoluto negli ultimi 50 anni e come evolverà il clima a Milano nei prossimi anni. Questa analisi è poi servita a capire in che direzione dobbiamo andare, quali devono essere le azioni e in che modo lo spazio pubblico può prepararsi nell'essere più resiliente rispetto ai rischi climatici che si troverà ad affrontare. Di nuovo, anche questo schema va letto in orizzontale, per cui per ogni obiettivo vedete delle azioni specifiche. Se andiamo avanti vi parlo di una, mi pare, o 2. Sì, no, 2. Allora, le 2 grosse cose a cui la direzione Città Resilienti lavora. Una è l'elaborazione del piano aria e clima. È la prima volta che Milano si dota di questo strumento. In particolare la direzione Città Resilienti si occupa della parte di adattamento. Il piano ha 3 componenti, una sulla mitigazione, una sull'adattamento e una sulla qualità dell'aria. La direzione Città Resilienti ha in capo lo sviluppo delle linee guida per l'adattamento, per cui esattamente quello che dicevo prima, cioè a fronte di un'analisi climatica di quelli che sono stati i trend climatici nel passato, di quelli che saranno i trend climatici nel futuro, provare a capire quali azioni di adattamento il Comune può mettere in campo. Andiamo pure avanti. Una di queste azioni è certamente Forestami, che è un programma di forestazione urbana che in realtà vale non solo per il Comune di Milano, ma su tutta città metropolitana. E l'obiettivo è di lavorare con Città Metropolitana, appunto ovviamente il Comune di Milano, il parco che sta nella fascia sud della città, ovvero Parco Agricolo Sud, e il parco che sta a nord, ovvero Parco Nord, e per arrivare alla piantumazione entro il 2030 di 3 milioni di alberi. Il claim, diciamo, il messaggio promozionale con cui è stato lanciato questo piano circa 2 anni fa era quello di riuscire a piantumare un albero per ogni cittadino di città metropolitana. Città metropolitana di Milano ha appunto 3 milioni di abitanti, per cui si sta lavorando adesso da una parte all'individuazione di aree, e vi garantisco che non è per niente banale trovare delle aree in cui è possibile piantumare, soprattutto aree che non siano già verdi. Dall'altra si sta lavorando all'individuazione di strumenti economici finanziari, perché di nuovo vi garantisco che piantumare 3 milioni di alberi è veramente oneroso per una pubblica amministrazione. L'obiettivo è certamente sfidante, è un programma che ha avuto parecchio successo, è stato parecchio promosso anche all'estero, e a cui guardano tutti con interesse. Diciamo si sta entrando adesso un po' nel vivo in quella che può essere chiamata, diciamo, la pianificazione operativa, per cui la pianificazione vera e propria degli interventi di piantumazione. Andiamo pure avanti. Brevemente, anche qui, rispetto al tema dello spazio pubblico, abbiamo deciso di lavorare per provare a migliorare molti degli spazi pubblici già esistenti, ma anche per provare a convertire aree che prima magari erano adibite a parcheggio e che adesso invece possono diventare spazi che vengono restituiti alla città. Abbiamo usato lo strumento, diciamo, di quella che viene chiamata urbanistica tattica. È di fatto un tipo di urbanistica che prevede degli interventi molto a basso costo e spesso temporanei. Non so se vi è mai capitato di vedere, c'era anche prima una foto, alcune foto di piazze fatte a Milano in tempi recenti. Sono quelle piazze che, come sulla pavimentazione, hanno una colorazione con dei bolli colorati, è un'immagine che ricorre spesso, e di fatto erano aree adibite a parcheggio, sono state rimosse le macchine e sono state restituite alla città, prevedendo una colorazione sulla pavimentazione, inserendo un po' di elementi di arredo urbano, per cui panchine, e dove è possibile piantumando.
è appunto una rigenerazione dello spazio pubblico, come vedete qui, alla scala di quartiere. Andiamo pure avanti, dovrebbe esserci l'ultimo pilastro che riguarda la cittadinanza e le comunità. Avanti. E di nuovo anche questa appunto lo schema che riguarda i 3 obiettivi del pilastro da leggere in modo orizzontale. I 3 obiettivi sono favorire la formazione e la sensibilizzazione della collettività ai temi della resilienza e della cittadinanza attiva, sostenere i soggetti più vulnerabili e facilitarne l'integrazione nella società, promuovere misure per garantire la sicurezza della comunità. Per cui sensibilizzazione, supporto e sicurezza. Se andiamo avanti vi racconto 2 azioni in particolare. Abbiamo messo in piedi appunto queste 2 azioni che tentano di coinvolgere proprio, diciamo, la comunità e la cittadinanza. Questa prima riguarda il tema delle educatrici, per cui in che modo si possono mettere in piedi percorsi formativi alle educatrici del Comune di Milano, che poi gestiscono quotidianamente bambini e ragazzi nelle scuole, per aiutarli a essere maggiormente consapevoli rispetto in generale al tema della resilienza, per cui non solo resilienza a scala urbana, ma anche resilienza, diciamo, sociale tra individuo e individuo, e per cui tra educatore e bambino, ma anche appunto invece sul tema della questione ambientale, sulla localizzazione della scuola in cui insegnano, sulla relazione tra la scuola e il quartiere, per cui provare a dotarli di un set di conoscenze, diciamo, nuove che spesso non vengono utilizzate sufficientemente all'interno dell'ambito scolastico. La seconda azione, nella prossima slide, se andiamo avanti, direi che è l'ultima, è un percorso di accompagnamento per gli inquilini all'interno dei quartieri popolari, dell'edilizia residenziale pubblica. Anche questo, diciamo, parte dall'obiettivo di sviluppare una capacità di resilienza degli inquilini, diciamo, di questo target, che è certamente un target delicato da gestire con grande cura, e per cui provare con loro capire in che modo vivono lo spazio, in che modo vivono la propria abitazione, vivono gli spazi comuni dei complessi di edilizia residenziale pubblica che vivono, in che modo vivono il quartiere, e aiutarli, diciamo, ad adottare uno stile di vita resiliente sia rispetto al tema delle risorse, sia rispetto alla relazione con il quartiere e quindi con la città. E andiamo avanti, ma in realtà dovrei aver finito. Sì, la strategia, una volta pubblica, che saremo ovviamente felici di condividere con voi qualora foste interessati, è dotata di altri 2 allegati, un glossario su clima e ambiente, nel senso che di nuovo ci sembrava utile, per poter essere più efficaci possibili, più operativi possibili, allineare il lettore, per cui chi leggerà la strategia, ma anche allineare diverse direzioni, diversi settori dell'amministrazione rispetto ad alcuni significati e ad alcune definizioni di base, e una tabella invece che prova a far capire sempre al lettore in che modo la direzione Città Resilienti ha lavorato con altre direzioni e con altri piani del comune. Mi pare di aver finito, se passiamo alla slide successiva. Sì, ho finito e grazie per l'attenzione. Allora, grazie mille Ilaria. Insomma, diciamo che la scelta, l'illustrazione di Ilaria vi racconta di chiaramente la città, una delle più grandi, o se non la più grande in assoluto, d'Italia, e la sua complessità, però avete avuto modo anche di verificare quello che è un po' la complessità e l'applicazione poi pratica del lavoro che anche voi avete fatto, che chiaramente tutte le città in questo momento stanno trovando ad affrontare, anche la Regione Veneto, nel senso che le strategie nascono anche da questo tipo di lavoro. E se ci sono domande da parte dei ragazzi, oppure anche chiaramente non solo dei ragazzi ma anche degli altri ospiti, non so se anche appunto Riccardo o gli altri colleghi di ARPAV vogliono chiedere qualcosa. Io mi sentivo solo di dire una cosa. Intanto ringrazio Ilaria Giuliani e il Comune di Milano della presentazione. Il motivo per cui avevamo scelto che questo intervento, direi che è confermato nei lavori della giornata. Cioè, questa è un'esperienza unica peraltro in Italia, perché è l'unico comune che ha un ufficio resilienza sostanzialmente
ed è collegato a questo circuito delle potenziali 100 città europee. Però avete potuto vedere come alcune delle tematiche che in modo professionale sta trattando questo ufficio specialmente dedicato in una situazione, in una città che è qualcosa di più che una sola città, perché insomma Milano da un punto di vista sociale e operativo è la capitale industriale italiana. Potete vedere che alcune delle tematiche che sono state considerate nello sviluppo del lavoro di questa direzione che si occupa della resilienza sono le stesse che voi avete tirato fuori questa mattina. Quindi io mi sentirei confortato nella vostra capacità di analisi e di visione di alcune tematiche, forse in più c'è quella di genere, insomma, che era sottesa nell'attività dell'Ufficio di Resilienza di Milano, e quindi io mi sentirei di ringraziarvi ancora di più nella vostra capacità di analisi. Capacità che peraltro affiniamo domani, perché su questo appunto chiederei a Marco di spiegare anche bene come si sviluppa la giornata di domani. Alcune di queste tematiche cercheremo di affiliarle sempre di più. Volevo anche ringraziare Ilaria Bramezza, il segretario generale della Regione Veneto, che è tornata in connessione con noi e ha seguito parte dei lavori, e quindi direi forse è il momento, non so se Ilaria voleva dire qualche parola, ma per capire come ci organizziamo domani sostanzialmente. Allora, se non ci sono altri interventi, sì, io appunto domande per Ilaria Giuliani, che ringrazio nuovamente, e poi magari avremo modo di mettere in contatto, già qualcuno ce l'ha chiesto, condivideremo appunto la presentazione sull'esperienza di Milano, lo invieremo chiaramente ai docenti e poi ai ragazzi, e quindi insomma magari nascerà una proficua collaborazione anche futura, anche se i ragazzi, visto che conosco bene sia Piero che Ilaria, sono assolutamente molto disponibili e tra l'altro abituati a lavorare con i ragazzi, per cui se anche avete modo magari condividiamo anche un link, cioè un contatto a cui magari potete scrivere se avete altri dubbi o quant'altro. Quindi grazie ancora Ilaria. Grazie a voi. E poi sì, allora, per quanto riguarda appunto, se non ci sono altre questioni, domande o altre persone che devono intervenire, volevo appunto presentare un attimo come si svolgerà la giornata di domani, che è sicuramente ancora più animata. Oggi era abbastanza regolare, diciamo. La mattina vi organizzeremo, credo che ve l'abbiano, penso, detto, poi so che alcuni ragazzi che ci sono oggi non ci saranno domani, e altri invece che ci sono oggi non ci saranno domani, cioè ci saranno insomma domani. Allora ci saranno 5 tavoli, scusate, vi organizzeremo in 5 gruppi, quindi indicativamente ci sono 10 ragazzi per ogni gruppo. Ogni gruppo riproduce quella che è la macro area tematica in cui si è organizzata la strategia regionale del Veneto, e quindi abbiamo condiviso con i vostri insegnanti le presentazioni di ciascuna macro area, e quindi tendenzialmente ogni macro area va a coprire alcuni SDGs. Abbiamo fatto in modo di abbinare i ragazzi con i gruppi e gli SDGs di cui vi eravate chiaramente occupati nel vostro progetto e percorso, e quindi tendenzialmente vi chiederemo appunto di mettere a disposizione le vostre competenze. Il lavoro che poi vi chiederemo di fare è quello di rispondere a 3 domande guida che vi presenteranno domani i facilitatori che troverete in ogni tavolo, e quindi una volta discusso a turno insomma fra di voi su quelle che deve essere un po' un risultato condiviso del tavolo e quindi delle risposte alle domande che vi porremo, poi sceglierete voi alla fine del percorso un portavoce che nel pomeriggio andrà a raccontare quello che è stato l'esito del lavoro.
raccontata così forse è più complessa di come poi lo sarà, nel senso che sarete 10 ragazzi con un facilitatore che si confronteranno, e nel pomeriggio, come vi dicevo, ci saranno appunto la presentazione di questi dati, e poi nella parte finale ci sarà un intervento di un giornalista divulgatore, insomma, di fama nazionale, che si occupa da parecchi anni, da decenni, di tematiche ambientali. Adesso sta proprio collaborando con il Ministero dell'Ambiente, e che farà una lectio magistralis di chiusura proprio sul tema anche degli aspetti dello sbocco lavorativo legato a queste tematiche. Lui si è proprio occupato anche di Green Jobs, che mi sembra sia tra l'altro uno dei temi che in alcuni interventi è stato anche sottolineato dai ragazzi. È chiaro che oggi, poi ve lo dirà probabilmente anche lui domani, i temi ambientali ormai sono talmente penetrati in tutte le attività lavorative che forse non c'è più nessun lavoro che è escluso da quello che sono le tematiche di cui voi vi siete occupati, però ci sono anche dei nuovi mestieri che sono nati o stanno nascendo proprio per rispondere a questo. E quindi, per quanto non so se ci sono domande, l'unica cosa che vi chiederei, proprio per accelerare anche il riconoscimento di domani, anche se molti di voi l'hanno già fatto, è quello di inserire di inserire correttamente il vostro nome e cognome, il nome della scuola, perché noi abbiamo chiaramente un elenco di partecipanti e quindi per potervi selezionare abbiamo bisogno di questo, e poi non so se ci sono domande, chiarimenti. Scusami, mi inserisco su questo del rinominare l'ID utente. Vi consiglio di farlo già adesso, in modo tale che domani, quando entrate, avete già i dati salvati e non dovete rifarlo, avviene in maniera automatica. Per cui appunto nome e cognome, istituto di provenienza, e lo chiederei magari anche agli altri ospiti, per cui allo staff di ARPAV e a tutti gli altri della regione, in modo che sia più facile poi l'identificazione da parte nostra nel momento in cui vi dobbiamo far partecipare al meeting. Grazie. Volevo chiudere un attimo con il lavoro che ha fatto Riccardo, il nostro collega, che insomma, o perlomeno parte di questo, poi magari domani vi restituiremo il complessivo, perché è una cosa che solitamente si fa in diretta fisicamente. Noi abbiamo provato a sperimentarla anche questa a distanza, e quindi c'è il lavoro di un attimo che lo sto aprendo, esatto, così vedete il work in progress. Adesso condivido lo schermo. Allora, adesso vi condivido lo schermo, così potete vedere il lavoro che sta facendo Riccardo. Allora, quindi è mi sentite? Sì. È una riproduzione, adesso vedrete per ogni contesto ci sarà, per ognuno degli SDGs o comunque degli interventi che avete fatto, riassumeremo quello che è il lavoro grafico schematizzato, proprio per restituire un po' i vostri interventi in maniera trasversale, quindi cominciando a unire il lavoro che le varie scuole hanno fatto per farne poi una sintesi finale. Questo ve lo dico perché magari poi vi verrà il piacere anche di sperimentarlo, nel senso che ci sono delle professionalità anche magari nel vostro studio. I prossimi anni, invece di prendere gli appunti solo per iscritto, si possono cominciare a fare anche proprio i disegni, disegnare, schematizzare, appuntarsi e poi restituire quelle che poi a volte vengono chiamate anche mappe concettuali o quant'altro. Ok, io ho finito la nostra parte, non so se il dottor Guolo vuole appunto chiudere.
Ma direi che siamo stati molto bravi e nei tempi quasi perfettamente, per cui io lascerei i ragazzi, soprattutto quelli che ci seguono dalle 9:30 di stamattina, alcuni ci hanno dovuto lasciare perché avevano lezione, insomma l'avete visto nelle chat, per cui abbiamo perso qualcuno per strada, ma siamo ancora abbondantemente molti. Per cui saluto tutti, ci diamo un arrivederci a domani mattina e proseguiamo con l'altra parte del lavoro. Grazie a tutti e siete stati veramente bravi. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.